cercava qualche fiore che fosse il più bello. E volando, volando, vide un piccolo fiore sopra il muro di un vecchio cancello. E al di là del cancello c'era un'aia assolata, era proprio una bella giornata. La farfalla pensò, io quel fiore l'avrò, e di colpo divenne una fata. Dolcemente planando su quell'aia assolata, quella fata che era fatata, col suo piccolo fiore appoggiato sul cuore, su un vestito di candida seta, carezzò un contadino che curava il suo grano, che di colpo divenne un bambino. E la fata pensò, quando mi sveglierò sarà certo cambiato il destino. E la luna spariva, la farfalla riprese a volare. Su quell'aia assolata lei non c'era mai stata, e non era mai stata una fata. Non aveva sul cuore il suo piccolo fiore, tutto questo le diede dolore. Il suo sogno finì, la farfalla morì, e rimase soltanto il colore. Il suo sogno finì, la farfalla morì, e rimase il suo sogno d'amore. Che bello questo video e questa canzone che mi ha mandato Gianni Dego per voi. Queste farfalle sono i nostri ragazzi che volano. Il problema è che non trovano più i fiori su quali appoggiarsi, non trovano più dei sostegni veramente importanti quando qualcuno di loro non ha la famiglia. Oppure c'è in una scuola che non ha dei docenti o delle persone che riescono a capire e ad ascoltare. E questo diventa un problema, perché poi queste farfalle si chiudono e muoiono. Abbiamo sentito il numero di suicidi, il dottor Micheletto ieri mattina, veramente impressionante, che fa paura di questi ragazzi. Abbiamo sentito le morti sul lavoro, giovani, meno giovani. Ecco, non si riesce più a capire veramente dove la politica vuole andare a parare. E invece di cercare di dare servizi alle persone, riconoscimenti a queste persone che hanno lavorato una vita o che vogliono intraprendere un lavoro, stanno pensando alle poltrone politiche, molti di loro. Ponte sullo Stretto di Messina, la pista da bob, la terza, quarta corsia. Invece noi abbiamo bisogno di servizi alle persone, abbiamo un popolo che sta invecchiando, la denatalità fa paura, eppure sembra che queste persone, sì, questi politicanti, non tutti ma molti, allora proprio non interessa niente perché hanno tanti di quei soldi, qual è il problema per loro? Allora ne parleremo questa mattina col professor Paolo Tartaglino, che è il presidente gruppo educativo Associazione Italiana Editori. Grazie professore Tartaglino di essere qui con noi, la ringrazio perché so che ci ha messo in contatto anche con la nostra Lisa, che praticamente è la figlia di Raffaella,
che ancora, nonostante i 2 ricorsi vinti al TAR, fa fatica a trovare spazio nella scuola. Allora, come vede la situazione, professor Tartaglino, lei che è presidente di questo gruppo importante, ma soprattutto un gruppo educativo? Prego, professore. Buongiorno a tutte e a tutti, a lei con la quale è sempre un piacere rincontrarsi. Ma partirei proprio dallo scambio avuto, al quale faceva accenno, laddove effettivamente ci sono delle realtà complesse, ogni realtà è complessa, in questo caso la piccola non è più così piccola, Lisa è un problema che nel tempo è quasi risolto e la scuola è parte di questa difficoltà. Perché? Perché chiaramente io rappresento gli editori scolastici e faccio da sempre questa attività. I libri scolastici sono un supporto, sono un'attenzione, sono uno strumento per l'apprendimento, anche per la lettura, ma anche per il futuro. Però laddove ci sono delle difficoltà è chiaro che il libro facciamo tutto quello che è possibile, ma qualche volta bisognerebbe agire anche in sincronia con l'istituzione scolastica insieme, perché le realtà sono tutte diverse e quindi riuscire ad aiutare i ragazzi, in questo caso con bisogni educativi speciali, è per noi importantissimo, però ogni volta è un po' diverso e quindi si tratta di creare anche un po' una rete da questo punto di vista, nella quale noi ovviamente siamo ben lieti di essere parte, ma una rete che comprenda l'istituzione scolastica, quindi gli insegnanti e soprattutto le famiglie. Ancora una cosa ci tengo a dire, ne approfitto, ma è una cosa molto importante secondo noi. Noi crediamo che i libri scolastici siano un'occasione di lettura, siano un'occasione a volte anche unica, forse siano il primo libro che entra in una famiglia, parlo anche nelle scuole primarie, addirittura adesso anche alle materne. I libri scolastici sono un'occasione per iniziare, per incominciare, per leggere, per approfondire e possono diventare anche uno strumento di futuro. Ci sono tante famiglie in difficoltà, i dati lei li conosce meglio di noi, quella che oggi è una povertà assoluta, stiamo parlando di ISEE, di 9.600 euro l'anno, quindi davvero si sta parlando di grosse difficoltà. Ecco, per queste famiglie esistono dei fondi messi a disposizione proprio da quella politica sulla quale lei faceva accenno e sulla quale non sempre si può criticare, ma forse occorre anche in qualche modo rendere un po' più chiare, informare di certe possibilità, cioè ci sono dei soldi a disposizione delle famiglie messi a disposizione in questo caso dal Ministero attraverso le regioni, sono fondi per acquistare i libri scolastici. Tante volte neanche lo sanno le famiglie, oppure lo sanno con la volontà delle scuole di fare sportello, di aiutare, ma neanche lo sanno. Ora, da un lato informare e dall'altro far sì che le regioni, ognuna a modo suo, ognuna capiamo con modalità diverse, ma che mettano a disposizione questi soldi, questi fondi in tempo reale, perché quando arrivano un anno dopo, un anno e mezzo dopo, per carità se arrivano ovviamente, perché bisogna anche che siano richiesti, magari non vanno più nei libri, per carità, comunque vadano, sono fondi utili, però se sono destinati all'istruzione, se sono destinati a garantire alle famiglie con meno abbienti un supporto per l'istruzione, per un ascensore sociale, bene, che allora arrivino. Questo è qualcosa che noi vorremmo davvero fosse diffuso, fosse in qualche modo anche interpretato come un modo per contenere, per contrastare quello che è la dispersione scolastica, la difficoltà e tutto quanto concerne anche quando nelle famiglie non entrano i libri per la scuola. Fatto molto bene a dirlo, professor Tartaglino, perché in effetti è proprio così, poi approfondiremo di più, ma adesso do la linea a Rino da Rovigo. Prego Rino, ciao. Ciao Mirella, e niente, ho sentito la musica di Gianni Dego
Diciamo che è una musica piena di verità, perché a me mi è volato via il lavoro. Il lavoro, essendo un contratto a chiamata, ho chiamato ieri, lui mi ha risposto che attualmente fa quei suoi operai fissi. Ho detto, io dove vado a mangiare? Cioè, dove vado e cosa faccio? Infatti adesso io sto ritornando indietro come quel momento che sono venuto lì da te, che purtroppo non ho fatto la trasmissione perché era il momento Covid. Sono ritornato indietro ancora come vecchi tempi, andare in cerca, andare a rompere le balle alla gente per essere assunto. Ma a 54 anni dimmi chi ti assume, dimmi che ti chiamano un'oretta, 2 ore, o ti chiamano come lavapiatti, ti danno 5 euro all'ora, anche perché al mare ti sfruttano, vai in qualsiasi posto, dico ma hai un'età, sai, non puoi lavorare. Cioè, spiegami come fa uno vivere con una pensione della possibilità del papà che la tira la mamma, vivere in 2, bollette, luce, acqua, gas, telefono, tutto compreso. Cioè, noi italiani qua nella regione Veneto mi hanno detto che è la regione che paga meno di tutti. Ho sentito in televisione, per andare a lavorare all'estero deve avere un reddito alto, altrimenti all'estero non ti assumano. Allora spiegami te come fa uno ad andare avanti così. Mirella, ti ringrazio, buona giornata. Grazie a te Rino, un grande abbraccio. In effetti ieri abbiamo sentito e visto questo sciopero che ha coinvolto molte persone perché non ce la fanno. Qualcuno se la prende con il sindacato, ma non è che dovete prendervela con il sindacato. Guardate che state sbagliando tutte, dovete prenderla con chi veramente non ascolta nonostante le proteste di queste famiglie, perché dietro questi operai ci sono le famiglie, E per fortuna dico io che ci sono i sindacati. Se non ci fossero neanche questi, a chi si rivolgerebbero questi operai, questi famigli, questi lavoratori? Qualcuno può dire ha sbagliato, non ha sbagliato, ognuno fa le proprie riflessioni, però io penso che sia ancora fondamentale avere il sindacato veramente importantissimo. Poi ognuno può scegliere il sindacato che vuole, fare le proprie riflessioni, ma guardate che non c'è ciccia per cani se non ci fosse il sindacato. Avete visto quando scendono a Roma che neppure vengono ascoltati, li lasciano fuori, se entra una persona. Almeno il sindacato riesce a entrare e portare la voce. Poi vedremo anche se il sindacato riuscirà a portare a casa qualcosa, ma l'importante è anche essere ascoltati, perché guardate che le cose non vanno bene. Avete sentito Rino cosa ha detto? Guardate che sono parole sante quelle che ha detto, è la verità. Chi è che assume queste persone? Questi contratti a chiamata, questi contratti che non portano a niente, questa precarietà. Abbiamo un'altra telefonata, vedo una... Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Quello che si deve parlare è di una cosa che dura da tanti anni, specialmente per aiutare questi fiori. Come facciamo? Da tanti anni, come facciamo a aiutare questi fiori giovani? I fiori giovani bisogna dare il tempo chi impara, chi faccia, e non c'è famiglia, non c'è educazione, non c'è... Come che facciamo a tirare su questi fiori che i genitori non c'è casa, né la mamma né il papà, per chi lavora? E ora, i suoi mani i nomi, dopo parla di vecchi, se non fossero anziani che tiene i fiori, che aiuta le famiglie, sarebbe ancora peso, Mirella. Saremmo proprio come a Giorgio, non avremmo niente. Il governo pensa solo a fare gli affari suoi, cresce il suo stipendio, perché per crescere il suo stipendio in 3 minuti alla Camera tutti votano. Vede come questa persona qua fuori, che non ha niente. Ma come si può pensare di aiutare gli altri se avremo bisogno di altri in casa nostra?
ma dai, adesso per le strade, 200-300 fiori di tutti i paesi che si bastona, che si dà con quei maniere, con i completi. Ma da quando? Non si è mai esistita una roba del genere. Che se 8 milioni di musulmani, io vuoi fare quello che vogliono, non capiamo che saremo da ricederli, da aiutarli, ma come? È Ramadan che saremo tutto. Andiamo a fare strade, tra 10 anni, i pretende, secondo me, che si metta il velo anche alle nostre spose. Ma dove siamo arrivati? Grazie Rinaldo, vado avanti perché sennò non ce la faccio. Ricordi di abbassare la televisione perché mi sa che è un periodo che te smentegà. Allora, professor Tartaglino, quello che veramente traspare è che questi ragazzi vogliono andare a scuola. Noi abbiamo visto nel periodo dello lockdown, dicevo anche ieri che avevo 2 ospiti, avevo 2 insegnanti, 2 docenti di latino, di letteratura, ho avuto proprio in 2 giorni insegnanti importanti, professori importanti. Proprio con la pandemia si è scoperto quanto importante è la scuola per il ragazzo. Li trovavamo fuori nei marciapiedi nella scuola perché loro là era il loro ambiente. Però secondo lei, professor Tartaglino, c'è una scuola adeguata ai tempi che viviamo, anche con i testi scolastici? C'è una scuola adeguata per far capire l'importanza della lettura, come diceva la professoressa che ho avuto ieri, il professor di latino e italiano l'altro giorno? Prego, la letteratura, prego. È una bella domanda. Diciamo che la scuola non vive un momento facile. Ormai questo momento perdura da prima ancora della pandemia. Diciamo che al solito Prego, professore, è partito un errore, tranquillo. Sì, nessun problema. Diciamo che al solito il primo problema riguarda la disponibilità ai fondi, perché comunque noi abbiamo insegnanti bravi, motivati, insegnanti su tutti i livelli. Noi abbiamo una scuola elementare che forse è la migliore d'Europa, abbiamo dei libri che sicuramente, i nostri libri di testo, e questo glielo dico senza timore, sono forse i migliori d'Europa e se non tra i primi, proprio per ricchezza, eccetera. Tuttavia il tema è legato all'importanza che deve avere la scuola, come la sanità, abbiamo già avuto modo di parlare, quindi l'istruzione è al centro, perché è da lì che si parte. Ora, se noi non riusciamo a mettere a disposizione di insegnanti stipendi adeguati, forse anche una cosa che era molto importante era quella che noi chiamavamo il tempo pieno, forse prima ancora lo chiamavamo il doposcuola, no? Cioè il tempo prolungato nella scuola consente da un lato alle famiglie, come diceva prima il nostro ospite che ha chiamato, di poter avere comunque i bambini, i ragazzi, i ragazzini ancora a scuola nel pomeriggio, di lavorare, fare i compiti, e agli insegnanti di avere un percorso più ampio, di avere più tempo, no? per le discipline, per riprendere e qui per riuscire a seguire un po' uno per uno, perché il problema è che sono tutti diversi, come dicevamo all'inizio, e quindi se l'insegnante non ha tempo, non ha modo, non ha strutture per seguirli, quindi alla domanda questa scuola è adatta per i ragazzi, ma ha tutte le caratteristiche per esserlo, comprese anche le tecnologie, comprese quelle che sono stati gli investimenti, ma ha bisogno di supporto, ha anche bisogno di attenzione, che ci si creda. Lei mi parlava dei suoi ospiti di ieri, sicuramente rispetto ad un tempo anche la figura del docente, lo sentiamo in cose che accadono spregevoli, con famiglie che entrano nella scuola e alzano le mani su presidi insegnanti. Ecco, questo è un problema, cioè ricostruire, ridare l'importanza, la dignità, quella che mi permetto di dire avevamo noi nei confronti prima del maestro, poi dell'insegnante e poi ancora alle superiori. Ecco, questo è un passaggio che è necessario, che è fondamentale. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio.
Sì, pronto, buongiorno Buongiorno. Mirella, buongiorno anche agli ospiti. Bene, io mi ricordo che tempi indietro, quando la gente si sposava, aveva figli, 3, 4, 5 figli, i figli dopo la terza media andavano a lavorare, ed era anche una risorsa per le famiglie, perché chiaramente tu hai una famiglia di 3, 4 figli e questi figli vanno a lavorare e iniziano a crearsi e dare più valore alla famiglia, perché logicamente le risorse erano poche una volta, però quando i bambini, i ragazzi andavano al lavoro era un sollievo per la famiglia, che invece adesso magari vanno tutti a studiare, quindi chi ha 2 o 3 figli come fa a mantenere i fiori che vanno a scuola fino a 20 anni e poi dopo vanno a lavorare, stipendi da fame? Io mi ricordo che quando passarono all'euro io prendevo 3 milioni delle vecchie lire, lo stipendio arrivava a 1.500 euro. E invece per un onorevole o parlamentare o politico, se prendeva 6 o 7 milioni delle vecchie lire, lo stipendio di un onorevole diventava 6 o 7 mila euro. Praticamente il mio stipendio rimaneva uguale, lo stipendio di un politico raddoppiava e quindi praticamente il valore dell'euro era basato su quello che prendeva un politico, non su quello che prendevamo noi operai. Adesso la gente va a lavorare per pochi soldi, è costretta ad andare a lavorare e addirittura la sicurezza va a farsi benedire, perché purtroppo sei costretto a lavorare per qualsiasi condizioni, tu accetti qualsiasi condizioni pur di lavorare ed è un rischio. Per quale motivo c'è questo sistema qua? Perché purtroppo chi lavora non è considerato. Noi altri poveretti siamo lavoratori per pochi soldi e accettiamo qualsiasi condizioni. Ma Mirella, ma ti ricordi che quando negli anni 70-80 le case venivano fatte con dei muratori che andavano via coi fiaschi di vino, si creavano anche grattacieli coi fiaschi di vino. Purtroppo il giorno d'oggi no, perché sono talmente i pensieri di quelli che vanno a lavorare, pensieri asse, luce, acqua e gas, ma vai a lavorare e spendi 2 euro al litro per la benzina, ti costa 2 euro al litro la benzina per andare a lavorare. Ma come fanno questi poveri cristi ad arrivare alla fine del mese? Molto chiaro, grazie. Grazie Antonio, Bene. sei stato chiarissimo. Ti saluto e grazie mille. Grazie. Penso che anche a casa condividono anche il pensiero di Antonio in parte sul vino, non sono d'accordo, perché è meglio andare a lavorare a Stemi, non bere assolutamente che no, col fiasco di vino, ma non è questo. Il problema è che veramente si lavora per non arrivare neppure alla prima settimana del mese. Io vi racconto, voi sapete che io vi racconto tutto, cosa succede il mercoledì al Banco Solidali, chi vediamo, ne abbiamo parlato anche ieri, ma soprattutto professor Tartaglino, ecco l'importanza della scuola, l'importanza di studiare, l'importanza di trovare un lavoro con un rispetto dello studio che hai fatto, perché noi abbiamo ragazzi veramente che studiano anche sui libri, sono veramente bravi, poi non se ne parla mai di questi, si parla sempre degli esempi negativi di baby gang, però poi fanno fatica anche quando escono da queste università che, devo dire la verità, e l'hanno testimoniato anche i docenti, i ricercatori che ho avuto molte volte ospiti, sono università che sono fiori all'occhiello, è il dopo che manca. Allora il ragazzo si pone anche questo problema: adesso cosa faccio? Rimango in Italia e sopporto, se riesco ad avere una famiglia che mi supporta, o è meglio che cerchi di andare all'estero per cercare di avere il rispetto anche dello studio che ho fatto, visto che lo trovo in molte situazioni, lo trovo, eppure ho cercato di dare il meglio di me stesso, di studiare. Prego, professor Tartaglino. Ma questo, allora, io rappresento gli editori che fanno libri per la scuola e quindi è chiaro che
ne sono convinto peraltro, che il libro scolastico, che i libri siano importanti, siano fondamentali, ma che la scuola sia il punto di riferimento. È chiaro che il dopo è una difficoltà, anche se avverto, questo non è il mio campo, però mi permetto anch'io di fare un'osservazione, avverto in questi giorni tantissima richiesta nelle città, ma credo anche nei posti di vacanza, di turismo, di richiesta di personale soprattutto legato alla ristorazione, al servizio, con delle difficoltà enormi, e qui davvero mi chiedo se non ci sia invece una diversa percezione anche rispetto a quello che dicevano prima i suoi ospiti che chiamavano, una diversa percezione del lavoro e dell'approccio, cioè è indubbio che studiare è importante, poter avere istruzione lo sappiamo, credo che come ha detto lei ci sia dell'eccellenza e noi la rappresentiamo, credo oggi si stiano creando anche delle basi soprattutto nell'istruzione tecnica e professionale, con i corsi degli ITS, quindi corsi molto legati alla zona, no? Perché poi il problema è avere delle competenze non spendibili nelle zone dove operi, perché lì c'è bisogno di altro, cioè forse il vero problema è che spesso i ragazzi, le ragazze escono con delle competenze che non sono adeguate o comunque affini a quello che è l'esigenza soprattutto locale, ed ecco che si sta cercando di intervenire con quelli che sono dei corsi di istruzione tecnica superiore collegati al territorio, in modo tale, io in Piemonte ricordo che cos'era un tempo l'Olivetti, no? Con le scuole che formavano i ragazzi, ma erano lì nella zona, in questo caso di Ivrea, quindi si lavorava già in quella direzione, era una visione abbastanza prospettica. Ecco, oggi questo è necessario, cioè è necessario creare un collegamento col territorio in modo da far sì che i ragazzi in uscita con le competenze giuste, quindi con un dialogo con le scuole, trovino il lavoro, perché è quello che le aziende italiane, nazionali, del territorio richiedono. Ecco, in questo sappiamo che ci si sta muovendo a prescindere dai governi, succedeva già con il governo precedente, è una politica che deve muoversi in questa direzione, e ovviamente significa anche studiare per poter lavorare su realtà che siano quelle per le quali i ragazzi e le ragazze si abbiano investito, e le famiglie ovviamente, tempo e risorse. Ecco. Molto chiaro, professore, adesso devo assolutamente andare in pubblicità. La voce dei ragazzi, accompagnata, sostenuta da quella dei loro insegnanti, si leva al cielo. La sede di Oderzo della loro scuola, l'Istituto Scarpa, è chiusa da oltre un anno. Significa non avere un plesso che sia identitario per noi e che quindi rappresenti anche quella che è l'essenza stessa della scuola. Una scuola, una sede, un luogo dove socializzare e soprattutto delle classi molto più ampie. Vi sono grandi possibilità con progetti pomeridiani, ampliamento dell'offerta formativa e via dicendo, che vengono limitati anche come quantità di persone che vi possono accedere. Da gennaio dello scorso anno questo plesso, che ospitava medie e superiori con i 3 indirizzi classico, linguistico, scienze umane, è stato chiuso perché ritenuto a rischio, non a norma con le direttive antisismiche, e il comune di Oderzo, presente all'assemblea, ha potuto finanziare la ristrutturazione delle scuole medie. Ecco i lavori in corso. Per loro non è rimasto che lo smembramento degli indirizzi e delle sezioni. Il disagio è innanzitutto didattico, perché non hanno i laboratori adeguati per fare delle attività importanti, il problema sono i trasporti e il problema è proprio anche lo spostamento di tutti i docenti in 3 sedi che attualmente abbiamo. I ragazzi dunque sono divisi al Don Bosco di Motta di Livenza, nella sede centrale dello Scarpa sempre a Motta di Livenza, oppure all'oratorio San Vincenzo ad Oderzo. Vogliamo ritornare qui, abbiamo voglia e abbiamo anche il diritto. Per fortuna abbiamo un tetto sopra la testa, grazie anche alla parrocchia che insomma ci ospita, però è innegabile che la nostra è una soluzione temporanea che può andare bene per qualche
che hanno, e può andare bene se sappiamo che si sta facendo qualcosa, ma se l'idea fosse in futuro rimaniamo sempre qua o ci lasciano sempre qua, non ci va più bene, ed è per questo che noi siamo qua. Alla loro età è molto importante che sviluppino questo senso di comunità e che abbiano la possibilità di socializzare. Insegnanti e studenti fianco a fianco hanno fatto appello oggi alle istituzioni. Un'assemblea in piena regola, all'aperto, con protezione civile e carabinieri a fare da sfondo perché tutto si svolgesse senza tensioni. E così è stato. Da Piazza Grande il grido di una scuola per far valere i propri diritti. Professor Tartaglino, socializzare leggendo, imparando, studiando, quanto importante è? Perché in effetti noi abbiamo visto questi esempi di ragazzi, guardate che sono questi i ragazzi, non sono quelli che vi fanno vedere sempre che si picchiano, ecco, che si comportano male, questi sono i nostri ragazzi, ricordatevelo, non lasciatevi deviare o strumentalizzare da fatti che non appartengono alla gioventù che abbiamo sentito parlare, ma l'importanza di fare un dopo scuola con la biblioteca, di socializzare in biblioteca ad esempio, ma perché non si riesce mai forse a comprendere l'esigenza della lettura? Prego, professor Tartaglino. Guardi, a parte condivido ascoltare i ragazzi, anche i docenti, ma soprattutto i ragazzi, in pratica risolve ogni necessità di parola, hanno detto tutto, sia nel bisogno di essere insieme, quindi di socializzare, sia nel bisogno di avere degli spazi, sia nel bisogno, appunto, anche loro parlavano del pomeriggio, del doposcuola, delle attività che peraltro possono essere previste. Allora, è chiaro che un progetto, e ce ne sono molti, un progetto di lettura legato alle biblioteche, peraltro anche qui mi permetto di dire gli editori, le case editrici, insieme alle librerie, perché le librerie sono importanti ed è importante anche che i ragazzi vadano in libreria, ma che le librerie ci siano. C'è un progetto degli editori che si chiama Io leggo perché, che in pratica mette a disposizione un progetto ormai al terzo o quarto anno, sono stati dati alle biblioteche scolastiche oltre 2 milioni di libri, cioè consente, laddove in libreria venga acquistato un libro di narrativa, alcune librerie associate agli editori raddoppiano questo acquisto mettendolo a disposizione di una biblioteca, cioè noi siamo di una biblioteca scolastica ovviamente, noi siamo molto sensibili a questo e sono iniziative che funzionano, perché poi le famiglie che possono farlo comprano libri di narrativa e nel momento che l'acquistano sanno che un'altrettanta somma acquistata finisce nella biblioteca scolastica in un progetto di lettura che non solo facilita la comunicazione e la relazione, ma leggere insegna a parlare, insegna a pensare, soprattutto insegna a confrontarsi, aiuta più che insegna a confrontarsi e i ragazzi lo vediamo quando andiamo nelle scuole, quando parliamo di libri di narrativa, ecco, ci accorgiamo che in fondo i ragazzi leggono, ha detto bene, i ragazzi sono questi qua e lo sono in Veneto come in Sicilia, i ragazzi sono questo. Chiaramente bisogna che ci siano iniziative e anche disponibilità, l'esempio della scuola che chiude non è un buon esempio, che facilitino questa possibilità di aggregazione e quindi di avere tempo per loro in un ambiente, la scuola che è una loro casa in sostanza, una loro casa di crescita, di scambio, di confronto. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto importante, cellulari, armadietti a scuola, andiamo a vedere. Un box chiuso a chiave appeso alla parete della classe dove gli alunni depositano lo smartphone prima dell'inizio delle lezioni per ritirarlo al termine. Nella maggior parte delle scuole è obbligatorio tenere il cellulare spento nello zaino e riporlo in una scatola sulla cattedra. Alle scuole medie Serena di Treviso si è deciso di fare di più, eliminando ogni tentazione. I ragazzi spesso non cadono nella tentazione di guardare l'ora, quindi non sempre rispettano la consegna del cellulare che deve stare spento. Questo significa togliere loro una distrazione, quindi tenerli più concentrati sulla lezione e anche vincolarli in modo maggiore a quello che è il regolamento. Ma
la scuola ha deciso anche di potenziare le attività dedicate all'educazione dei ragazzi all'uso corretto del cellulare e dei social. C'erano già dei referenti di bullismo e cyberbullismo che si erano formati e abbiamo implementato le azioni che facevano. Abbiamo partecipato ai bandi della Regione, sono 2 anni che abbiamo i finanziamenti dalla Regione per portare avanti iniziative come il progetto Io Click Positivo, che è un percorso per gli alunni delle quinte della primaria e per le prime della secondaria, dove si insegna loro proprio cosa è giusto fare sul web e cosa non è giusto. Percorsi dedicati anche ai genitori sui rischi dei minori sul web e le responsabilità degli adulti ai quali sono intestate le SIM dei figli. Per gli alunni più grandi di terza media c'è un ulteriore progetto dedicato alle dipendenze. Anche dai videogiochi e dai social, e quella è una nuova emergenza sociale su cui noi lavoriamo e cerchiamo di tenere i nostri ragazzi ben lontani da queste realtà, anche se è molto difficile visto il contesto sociale in cui viviamo. Allora, professor Tartaglino, l'importanza anche del cellulare invece per leggere, perché non sempre è negativo. Ecco, questi ragazzi adoperano molto questo strumento per studiare, per leggere. Cosa ne pensa anche del servizio che abbiamo visto, del commento della professoressa? Prego, professor Tartaglino. Allora, il servizio era ineccepibile e anche i commenti. Stiamo parlando di bambini e bambine di età dove chiaramente cellulare è di uso ormai diffuso, ma nella scuola e soprattutto l'aspetto di tutela, di precauzione è un tema fondamentale che chiaramente non compete in questo caso agli editori. Compete in parte agli insegnanti e soprattutto alle famiglie. Questo è un discorso davvero delicato e preoccupante, peraltro molto ormai non c'è serie su Netflix per esempio che non metta in luce problematiche di questo tipo, e quindi anche creando un'attenzione e una preoccupazione ai ragazzi. Sto parlando di cyberbullismo eccetera. Dal punto di vista didattico invece non nascondo, come diceva lei, che ci sia un utilizzo pratico. Voglio dire, ormai ogni libro ha un audiolibro allegato, cioè ogni libro viene letto. Questo cosa significa? Significa che i ragazzini possono ripassare, risentire le lezioni. Adesso non voglio dire sul pullman che non è bene, però anche per avere la possibilità di un ascolto e di una in qualche modo verbalizzazione, no? Di quello che è la lettura, magari migliorando l'aspetto della concentrazione. Ma in più oggi c'è una novità strepitosa, se vogliamo, che incontriamo un po' dovunque, ma anche sui libri di testo, che è il QR code, no? Per cui ogni pagina di libro, molte pagine di libro hanno a disposizione un QR code, si inquadra col telefonino e lì trovi un approfondimento, trovi una sintesi, trovi anche delle cose legate agli aspetti di inclusione, quindi a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione, un aiuto per chi ha delle difficoltà. Quindi il tema dell'utilizzo in questo caso, ma in modo didattico, in modo controllato, in modo prudente e chiaramente responsabile, lasciando questa parola importante sicuramente ai ragazzi e alle ragazze, ma anche ai genitori e agli insegnanti, cioè aiutarli in questo uso responsabile, che però è indubbiamente utile per studiare e anche per avere quel qualcosa in più. Ci sono anche ragazzi che vengono definiti un po' di eccellenza, che magari vogliono vedere quando lavorano su un libro di arte un approfondimento su un quadro, su un libro di geografia, qualcosa in più su un paesaggio. Ecco, questo lo consente la tecnologia, e il telefonino o il tablet indubbiamente possono in questo caso essere utili, ma tantissima prudenza e molta responsabilità, questo è un punto chiave. Allora, prima di salutare il professore, andiamo a vedere anche questo ultimo servizio della prima parte che fa molto riflettere. È un'intervista a un robot che fa 40 mestieri. Andiamo a vedere e a sentire. Sono Robii, un robot umanoide cognitivo. Questa è una macchina, un robot umanoide cognitivo certificato per lavorare nell'azienda, nell'industria, e può svolgere quei compiti che le persone non dovrebbero più svolgere. Mi piace assistere le persone in attività ripetitive o pericolose, come il picking in magazzino o il supporto in ambienti medicali. Il suo cervello è fatto di intelligenza artificiale e sono reti neurali proprietarie che noi abbiamo
allenato, trainato e costruito e che quindi agiscono all'interno di uno schema predefinito. Questo è il secondo convegno che Confindustria Udine, il terziario avanzato, fa sull'industria 5.0. È il passaggio evolutivo normale di un mondo che rimette non più la macchina e l'automazione, ma rimette l'uomo al centro, perciò un'integrazione spinta tra macchine e uomo, e qui abbiamo un esempio abbastanza evidente di che cosa vuol dire far lavorare macchine e uomini assieme. Mi trovo anche utile nelle mansioni di manutenzione e nell'insegnamento delle lingue. Quindi questa tecnologia non mette a repentaglio posti di lavoro? No, non metterà mai a repentaglio i posti di lavoro e anzi migliorerà la qualità del posto di lavoro, migliorerà la sicurezza e mi auguro possa ridurre completamente le perdite sul posto di lavoro. È assolutamente inconcepibile che si muoia sul posto di lavoro. Mi piace collaborare con gli esseri umani perché mi permette di apprendere da loro e di supportarli nei loro compiti. Può essere utile anche per aumentare la produttività, visto che non si stancano, basta accendere, ricaricarli e metterli a lavoro. Questo è inevitabile. Roby lavora 7 su 7, 24 ore al giorno. Fin quando non arriva il sindacato dei robot? Fin quando non arriva il sindacato dei robot. È un piacere averti conosciuto, possiamo stringerci la mano per salutarci? Allora, professor Tartaglino, io ho avuto proprio, l'ho detto anche ieri mattina, ma lo dico tutte le mattine per far capire l'importanza invece della persona. Il professor Gerosa, quando abbiamo parlato di intelligenza artificiale, per carità, tutto rispetto, grande tecnologia, però dietro questi robot c'è la persona umana, per fortuna che l'hanno detto, che deve studiare, deve leggere, studiare per arrivare all'intelligenza artificiale e ci sarà sempre la persona umana ed è la scuola che formerà questa persona umana leggendo e studiando, o sbaglio, professor Tartaglino? No, ha detto benissimo, anzi è la scuola che in qualche modo mette in condizione i robot di esistere, ma dico anche di più, addirittura dalla scuola media, quindi ragazzi dagli 11 ai 13 anni, nell'ambito di una disciplina che si chiama tecnologia, hanno anche, fanno anche robotica laddove abbiano il laboratorio, la possibilità, proprio perché è da lì che si comincia a sensibilizzarsi verso un approccio giusto, un approccio coerente, anche responsabile, come dicevo prima, su quello che è la possibilità di istruire un robot o una macchina in sostanza. Quindi le dico, robotica è una disciplina che affrontano già nella scuola media e poi coloro che andranno alle superiori su discipline sull'istruzione tecnica approfondiranno. Quindi sicuramente dietro c'è l'uomo, così come questo non è l'oggetto della trasmissione, ma oggi l'intelligenza artificiale sta toccando anche i ragazzini, cioè oggi un ragazzino al quale dici devi fare un tema su Dante sul canto settimo dell'inferno, si può far aiutare dall'intelligenza artificiale e questo è un problema. Noi dobbiamo insegnare loro non ad utilizzarla in questo modo diciamo maldestro, ma a fare le domande all'intelligenza artificiale, quelle che si chiamano prompt, le domande giuste per approfondire e lavorare insieme. Ecco, quindi io credo che sicuramente dietro c'è sempre la persona, ci sono le persone, ci sono le domande giuste. È chiaro che non possiamo neanche metterci di traverso sui tempi e sulle cose che cambiano, sono belle, sono sensazionali, ci danno anche delle suggestioni interessanti, però è chiaro che siamo noi a istruirle, a formarle, a dare i dati. Chiaramente la possibilità di elaborarli in tempi rapidi potranno a loro volta diventare anche utili in campo, io credo, in campo sanitario, in campo della salute, anche della sicurezza nel lavoro, come diceva prima persona di Confindustria. Però ripeto, sempre dietro le persone e addirittura, ripeto, nella scuola già si ragiona in questo modo, già fin dalla scuola media.
Infatti ieri c'era questa professoressa, c'era anche il dottor Micheletto, dove ha citato proprio la professoressa, un altro insegnante che ha portato Dante, ecco, il settimo canto dell'inferno, dove questo ragazzo, sentendo queste parole, ha detto: ma Dante era un rapper? Allora professore, questo Dante era un rapper. Vuol dire che se tu riesci a parlare un linguaggio più vicino a loro sono intrigati, riescono a capire. Certo che devi essere talmente preparato, ecco qua professore, da poter interpretare la lettura di Dante in maniera diversa, una maniera che attiri il ragazzo, che lo intrighi di più, ma si può fare grazie anche ai nuovi libri e alla nuova tecnologia. Prego professore, poi la salutiamo. Sì, è così, ha detto bene, interessare i ragazzi. Sicuramente Dante potrebbe, se anche ben in qualche modo dire insegnato non è la parola giusta, ma se ben comunicato dall'insegnante può diventare un formidabile strumento di approfondimento del quotidiano. In Dante in fondo c'è tutto quello che serve per ragionare sul quotidiano, e non solo su Dante, su Manzoni eccetera. Ha ragione, bisogna intercettare la loro modalità di comunicazione, che passa anche attraverso queste funzioni che sono tecnologiche, ma che sono anche nei libri. Ripeto, noi lo facciamo, i libri di testo sono diversi da quelli di 10, di 20, di 30 anni fa, sono sempre diversi, e gli editori cercano sempre di avvicinarsi di più alle esigenze dei ragazzi e delle ragazze e degli insegnanti. Anche perché questi ragazzi ai quali piace molto la musica prima di tutto è nata in Italia, non dimentichiamoci, vuol dire cultura, ma soprattutto va scritta e letta. E perciò questo ragazzo deve imparare fin da piccolo, non a caso si parlava di iniziare già dall'asilo, dalle scuole elementari, a iniziare questo percorso di cultura nella lettura, anche tramite anche la musica, che a loro piace molto, il colore, per intrigare questi ragazzi. Io ringrazio tantissimo il professor Paolo Tartaglino, presidente gruppo educativo Associazione Italiana Editori, di essere stato con noi. Veramente grazie professor Tartaglino e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, a tutti. Arrivederci. Pubblicità. Grazie. Benvenuti alle Grave di Ciano. Sono Franco Nicoletti e sono il presidente del Comitato per la tutela di queste grave. Il nostro comitato si pone l'obiettivo di tutelare questo territorio da qualsiasi forma di minaccia per la sua importanza ambientale, ecologica, che è riconosciuta dalle massime norme europee in materia di tutela. Ora vi accompagno in questo viaggio al suo interno per farvele conoscere e scoprire insieme. Qui siamo nel greto del fiume, dove scorre l'acqua. Il Piave, come vedete, per sua natura è un corridoio ecologico, nel senso che collega tutta la zona ricca di biodiversità che vedete sullo sfondo, quindi la zona montana e pedemontana, con la zona fortemente antropizzata della pianura veneta. In questo percorso è accompagnato sulla sponda destra dal Montello, e entrambe queste zone sono zone riconosciute come zone altamente protette, sono tutte e due Rete Natura 2000, godono delle protezioni SIC, ZPS e ZSC. Come potete capire, questo è un tratto di territorio ad altissimo valore ambientale per la biodiversità che raccoglie dalla montagna e la trasporta alla pianura. Questo è il territorio che oggi viene minacciato dal progetto delle casse di espansione, fortemente voluto dalla Regione Veneto, e con questo progetto vorrebbe edificare un bacino di laminazione a 4 casse contigue che occuperebbe circa 550 ettari, con delle mura esterne alte fino a 12 metri e dei muri perimetrali e trasversali per una lunghezza di quasi 13 km.
Questo tratto quindi, come potete vedere, la sponda è più alta rispetto al letto del fiume, quindi verrebbe scavato di circa 4 metri e verrebbero asportati quello che viene definito l'oro bianco, cioè quasi 21 milioni di metri cubi di ghiaia. È un'opera questa che ha le stesse dimensioni della città della Laguna di Venezia. Fare questo tipo di lavoro significa distruggere quello che la natura ha fatto in 100 anni dopo la seconda guerra mondiale e tutta quella che è la biodiversità che si è creata con i magredi, unico esempio di habitat di magredi in tutto il Veneto, e distruggerebbe l'unico corridoio ecologico rimasto nel Veneto. Allora, io sono veramente felice di avere ospite questa mattina Franco Nicoletti, che è il presidente del Comitato per le Grave di Ciano. Questo video, se siamo riusciti a farlo vedere, è merito suo che ce li ha mandati, ne vedremo anche altri. Grazie Presidente Nicoletti di essere qui. Saluto anche Paolo Bellò, presidente cooperativa Vita e Lavoro, collegato con noi da Montebelluna. Buongiorno anche lei, Presidente Bellò, di essere qui. E grazie. Buongiorno. Buongiorno Grazie Presidente. Allora, partirei proprio da Franco Nicoletti. Allora, abbiamo visto questo primo video, l'importanza invece dell'ambiente, di conservarlo, questo ambiente meraviglioso che abbiamo la fortuna di avere noi, parlo del nostro territorio a 2 passi, ma la politica del cemento è superiore alle esigenze del territorio, alle esigenze dell'ambiente, che la natura, se la lasci senza farci niente, si rigenera, dà respiro, ossigeno. Ma noi vediamo cosa è successo con la pista da bobo, col ponte di Messina, con la 4ª corsia, nonostante questi giovani gridino aiuto proprio per l'ambiente, vogliamo un ambiente. Siamo partiti questa mattina con i fiori e le farfalle che il Presidente Nicoletti vede veramente in questo luogo, riesce ancora a vedere, ma per quanto? Cosa sta succedendo e qual è la verità? Perché noi siamo confusi, perché esperti sono favorevoli, esperti sono sfavorevoli e noi rimaniamo sempre col cerino in mano e ci scottiamo perché nessuno lo vuole prendere. Prego, Presidente. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e saluto tutti i telespettatori. C'è da dire che c'è una necessità sicuramente, che è quella della sicurezza idrogeologica, e questa è una priorità assoluta a cui la Regione deve far fronte in qualsiasi modo. Questo però avendo a disposizione delle soluzioni alternative, e ribadisco avendole, perché ci sono degli studi, PSSI, Piano Stralcio Sicurezza Idraulica, del 2009, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2010, in cui dichiara che c'è una soluzione migliore sia per efficienza idraulica, sia per la sicurezza, sia in termini di costi, sia in termini di inquinamento, sia in termini di tempi di realizzazione. Quindi questo vorrebbe dire mettere in sicurezza i cittadini del Basso Piave con diversi anni di anticipo. Quindi se abbiamo veramente a cuore la salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini del Veneto, dobbiamo prendere la soluzione migliore e sicuramente quella che può essere realizzata nei tempi più brevi. Penso che questa sia una priorità. Oggi purtroppo la Regione Veneto ha fatto un'altra scelta in controtendenza, a volte cercando di giustificarla col fatto che farla a Ciano rispetto alla soluzione individuata a suo tempo dall'autorità di distretto, che è quella delle casse nel tratto tra Ponte di Piave e San Donà, in un'area fortemente antropizzata, quindi con nessun discapito a livello ambientale, è data dal fatto che così si metterebbe in sicurezza anche il tratto Nervesa-Ponte di Piave. La cosa non è assolutamente corretta, perché il tratto Nervesa-Ponte di Piave ha gli argini che possono essere alzati tranquillamente, quindi una soluzione alternativa rispetto alle casse, cosa che invece, è vero, non può essere fatta da Ponte di Piave al mare, in quanto quel tratto gli argini sono già anche troppo alti, quindi alzarli ulteriormente sarebbe pericoloso. Non è stata fatta la manutenzione però di quel tratto. Il tratto in quel percorso è sicuramente pieno di sedimi, tant'è che oggi il fiume in quel tratto scorre su un piano più alto del livello di campagna. Quindi, proprio per i sedimi che sono depositati e di cui nessuno finora si è preoccupato. So che oggi il Genio Civile sta facendo dei lavori, sta facendo la rilaminatura degli argini all'interno degli argini per rinforzarli, per evitare
possibili pericoli di crollo degli argini, ma è solo una parte di quei lavori che si sarebbero dovuti fare da anni. Quindi quando qualcuno dice che le opere non si fanno perché gli ambientalisti si mettono di traverso, non è assolutamente vero. Questo è un pericolo che conosciamo dal 1966, noi siamo nati nel 2019, quindi ben più di 50 anni a disposizione per fare qualcosa e non hanno fatto nulla fino a quella data. Allora andiamo a vedere anche il prossimo video del Presidente Nicoletti che ci ha inviato e poi passiamo al Presidente Bellò. Andiamo a vedere il secondo video. Distruggere questo territorio significa togliere anche un polmone verde che garantisce non solo un ambiente sano, ma anche un ambiente che ci tutela dal punto di vista della salute, dell'inquinamento e che porta vita su tutto quello che è la Regione Veneto, per noi e per le prossime generazioni. Da sempre il fiume e la sua acqua è stata ritenuta un bene comune. Oggi, per giustificare alcune opere insensate, la si vuole trasformare in minaccia, da bene pubblico a pericolo pubblico. Un ragionamento che sfrutta la paura dei cittadini per giustificare delle opere di grandissima devastazione, senza tener conto dell'impatto che possono avere queste opere su tutto il territorio, anche dal punto di vista della salute pubblica. Acqua uguale bene pubblico da tutelare e non un pericolo pubblico da strumentalizzare. Rispetto a prima ci siamo spostati in linea d'aria di poche centinaia di metri e siamo all'interno della zona che verrebbe occupata dalle casse di espansione se venissero realizzate. Come vedete l'ambiente è completamente diverso rispetto a prima, sia l'ambiente che la vegetazione. Questo perché? Perché le grave sono un mosaico di ambienti diversi che coesistono in questa ansia naturale che il Piave ha formato nel corso dei secoli, creandosi lo spazio naturale di cui ha bisogno per poter far esondare le sue acque in caso di piena, di morbida o di piena eccezionale. Quindi l'utilità di questo territorio con questa, chiamiamola quasi foresta, è doppiamente utile. Perché? Perché allungando il percorso del fiume ne diminuisce la pendenza e con questa foresta ripariale va in attrito alla forza dell'acqua, riducendone la forza. Tutto questo va a beneficio di tutte le aree che vengono poi successivamente alla zona delle Grave di Ciano, in quanto l'opera di espansione naturale rende più gestibile la piena e dà del tempo a eventuali forme di evacuazione della popolazione. Allora, io adesso passerei a Paolo Bellò, Presidente Cooperativa Vita e Lavoro. Anche il Presidente Nicoletti ha parlato in questo video di vita, e vita è anche lavoro, perché bisogna manutentare, l'abbiamo sentito, questi sedimi che giacciono e che fanno alzare il livello dei fiumi. Eppure quando io invito queste partecipate, perché sono tutte partecipate, questi consorzi, tutti dicono che fanno tutto, che puliscono tutto, perché io vorrei anche avere, ho detto, un po' di trasparenza su quelli che sono i costi che paghiamo, visto che li paghiamo e quello che viene fatto, però tutti fanno tutto e loro sono tranquilli. Allora, vita e lavoro, sentiamo il Presidente Bellò. Cos'è questa cooperativa? Ecco che vita è importante, ma anche il lavoro è importante. Prego, Presidente Bellò. Buongiorno, io ringrazio innanzitutto per l'invito. Certo, resto un po' perplesso nell'ambito dell'argomento appena trattato, perché mi vede un po' fuori luogo. Vero è che una soluzione va trovata e auspico e spero che tutti gli addetti ai lavori riescano a mettersi su un tavolo e decidere una soluzione migliore. Quando ero bambino che andavamo sul Piave, trovavi persone che lavoravano per la manutenzione delle Grave del Piave, per la manutenzione dei boschi, per la manutenzione degli argini dei fiumi. Oggi, ahimè,
il progressismo ci ha portato ad abbandonare questo. Da spettatore in questo caso posso solamente auspicare che chi di dovere si metta a un tavolo, prenda delle decisioni e da lì insieme si vada avanti, perché altrimenti i problemi restano nel cassetto. Come nel cassetto, quando sono arrivato in Vita al Lavoro, ho trovato anche la nuova sede di Montebelluna, che è dal 2017 che doveva partire e dovrebbe prendere vita adesso la sede di Montebelluna il 18 di aprile con l'inizio dei lavori, e nell'arco del 2025, marzo 2025, dovremmo riuscire a trasferirci in una sede definitiva. Vita e Lavoro è una società, una cooperativa per servizi a disposizione dei disabili. Abbiamo 4 centri diurni, una comunità alloggio a Volpago, abbiamo un centro di lavoro a Vedelago e da poco, da quest'anno, abbiamo aperto anche in collaborazione col comune di Paderno del Grappa anche un punto bar nell'ex municipio di Paderno. Allora, Presidente Bellò, lei dice tutto sommato non è che questo argomento mi competa più di tanto. No, e vedi qual è il problema? Che se noi iniziassimo come associazioni, uno per tutti e tutti per uno, a lavorare tutto insieme in base al problema che in quel momento c'è in quella zona, in quella situazione, visto che riguarda tutti noi, perché stiamo parlando di ambiente. Lei ha parlato che è un punto di riferimento a Volpago del Montello e mi sembra che Volpago del Montello rientri in quello che ho detto. Lo so che è imbarazzante delle volte la Mirella con le sue domande che cerca di capire, ma noi, siccome il business del cemento mi sta veramente dando molto fastidio, io vorrei nella mia trasmissione parlare di associazioni e ambiente, perché le associazioni, molte associazioni sono cooperative, lavorano, hanno bisogno anche di lavorare e questa possibilità può darla anche l'ambiente. Può darla anche l'ambiente nel recupero, dove anche le fragilità possono usufruire di questi spazi per avere rispetto, per avere senso della vita, per sentirsi normali. Prego, Presidente Nicoletti. Ma sicuramente noi come comitato al nostro interno hanno aderito diverse associazioni del territorio, sia di carattere ambientale sia di altro carattere sociale, che non c'entrano assolutamente magari niente con l'ambiente o c'entrano parzialmente, proprio perché vogliamo dare rappresentanza a un territorio intero, non a un paese. Non siamo affetti da quella che viene chiamata la sindrome di NIMBY, no? Not o in my backyard. Il campanilismo. Noi non abbiamo il problema di difendere il territorio vicino al nostro giardino. Noi vogliamo difendere l'ambiente perché l'ambiente è un bene pubblico di tutti e questo territorio è l'ultimo unico grande corridoio ecologico che collega la zona ricca di biodiversità, che è la zona di montagna, di pedemontana, se vuole c'è anche una cartina della regione del Veneto. Vediamo anche le immagini, intanto dico alla regia che ha mandato proprio col drone queste bellissime immagini, prego. No, ma c'è proprio un'immagine della regione dove si evidenzia proprio questo corridoio che è questa lingua che scende dalla pedemontana e arriva fino alla zona centrale della pianura veneta e se vedrete i colori noterete che la zona montana è molto ricca di biodiversità proprio per la sua caratteristica, mentre la zona di pianura è estremamente povera perché è fortemente abitata, fortemente industrializzata, fortemente coltivata con l'utilizzo anche di prodotti chimici ad altissimo impatto, quindi l'antropizzazione di questo territorio è molto forte. Se venisse a mancare un territorio come quello delle Grave di Ciano, che è attiguo al Montello, 2 zone sotto protezione Rete Natura 2000, sono le massime protezioni europee a livello ambientale.
sono quelle protezioni che il nostro assessore all'ambiente della Regione Veneto definisce orpelli burocratici, lo scrive lui in un suo libro, I giorni di Vaglia, se non ricordo male, no? Cioè, adempiere a delle direttive europee è diventata burocrazia anziché tutela dell'ambiente. Sono le migliori direttive che abbiamo, direttiva Habitat, direttiva Uccelli, che ci danno le linee guida da seguire, le linee guida che dovremmo seguire per raggiungere anche gli obiettivi del PNRR, e dovrebbe essere una politica comunitaria che tutte le nazioni europee dovrebbero seguire per raggiungere la massima qualità ambientale e per salvaguardare quel poco che non abbiamo ancora distrutto. Quel poco che non abbiamo ancora distrutto. Tenga presente che il Piave è il fiume più artificializzato d'Europa, ha 13 bacini artificiali nel suo bacino, e questi bacini, quando parlava di manutenzione, hanno perso più del 40% della loro capacità di contenimento d'acqua per i sedimi che sono depositati all'interno e che nessuno sta facendo togliere a Enel Green Power, che è il gestore che ha le concessioni e che dovrebbe, da contratto di concessione, togliere. Nessuno le sta facendo togliere. Questo va a discapito anche dell'agricoltura, perché il 40% d'acqua in più d'estate è una quantità di milioni di metri cubi notevole, che basterebbe tutto il fabbisogno dell'agricoltura, al fabbisogno per garantire il deflusso minimo vitale regolato da normative europee per la salvaguardia della flora e della fauna di tutto il bacino del fiume, e ci eviterebbe di andare a continuare quelle escavazioni selvagge, soprattutto nel tratto del Medio Piave, dove a botte di 20.000 metri cubi senza nessuna autorizzazione particolare, perché vanno in deroga alle normative, perché non hanno fatto un piano, che vanno a togliere soprattutto nella zona più disastrata, che è quella della zona di Maserata, Spresiano, Grave di Pavallopoli, solo per la ghiaia. Il Piave bisognerebbe portargli dentro ghiaia, perché più alto scorre l'acqua, più riusciamo a far riempire le falde di pianura e quindi risolvere anche il problema idrogeologico dell'agricoltura. Avete capito che in maniera molto semplice come sta spiegando la realtà, dopo ognuno fa le proprie riflessioni naturalmente, ma penso che il Presidente Nicoletti vi sta spiegando la sua realtà, quella che vede con le sue riflessioni e anche quello che si può e non può fare, ognuno poi decida. Abbiamo Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, anche ai tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, mi hai sentita fino adesso? Bene, Mirella? Bene. Sì. Allora Mirella, stavo guardando questo splendore, Mirella, guarda, non proprio una cosa, sono qua proprio ferma che guardo, perché a me la natura, Mirella, guarda, vado fuori, sto ore e ore da sola, Mirella, non mi pesa stare sola, perché stare nel giardino tu ti rigeneri. E allora volevo, Mirella, dire, ma fare una domanda ai presidenti che hai là, Mirella, ma che dopo magari, se vuole, mi risponda. Ma cosa si può fare perché non mettano mano anche a questo splendore? Perché mi sa, Mirella, che la regione qua del Veneto, invece che fare bene, hanno fatto tanti danni, perché la pista da bob si poteva evitare e si poteva evitare anche tante altre distruzioni, perché loro hanno in mente solo il cemento, perché è là che si prende, Mirella, perché se vogliono possono fare, come hai detto tu, a far lavorare le persone, far quello che c'è bisogno di fare. E insomma, Mirella, questi qua cosa stanno facendo? Stanno distruggendo tutto, Mirella, perché anche là nella pista da bobo hanno tolto un bosco alla montagna e poi vedrai quegli animali là dove andranno. Ma io, Mirella, a questo punto dico, speriamo che cambiamo orchestra e musica e direttore fra poco. Intanto i presidenti là che insistano,
Grazie alla nostra cara Giulia, grazie. Adesso andiamo a vedere, prima di rispondere alla nostra cara Giulia, ecco un altro servizio per far capire anche l'altro ospite l'importanza delle fragilità, perché ho parlato di ambiente fragile, ma abbiamo anche le persone fragili. Andiamo a vedere questo video che ha portato il presidente Bellò, invece, che riguarda proprio un bar. Andiamo a vedere. Allora, sentiamo come commenta questo bellissimo video che fa capire l'importanza di dare dignità a queste persone, a queste fragilità che poi lavorano benissimo, sono meravigliosi, lo sa, che lo dico sempre, Presidente Bellò, che secondo me forse qualcuno dovrebbe aprire più gli occhi e le orecchie per capire che forse lavorano meglio degli altri, ma nonostante la legge 104, lo posso assicurare, non vengono assunti pochissimo, ecco perché la disabilità, questa parola che Mirella odia, ma odia in maniera incredibile, forse è ancora sentita nella maniera sbagliata. Prego Presidente, complimenti per quello che fate. Colgo l'occasione per ringraziare sia l'amministrazione comunale di Pieve del Grappa che i volontari di Paderno del Grappa, perché ci hanno permesso e ci permettono quotidianamente tutto questo, perché affiancano i ragazzi che a rotazione sia da Asolo che da Pederobba che anche da Paderno stesso si ruotano all'interno del bar per tenerlo in piedi, per realizzare tutti i servizi verso la popolazione. C'è sia il servizio per il turismo sociale, quindi ragazzi vediamo anche le foto intanto, che così vediamo anche le foto, che sono foto importanti, vi fanno vedere quella che è la realtà di questi presidenti, di quello che cercano di fare. Prego Presidente. Sono ragazzi che lavorano per dare informazioni di tutte le possibilità di servizi turistici che ci sono nell'ambito di Pieve del Grappa. E oltre a questo la collaborazione di tutti i volontari per tener vivo quotidianamente il punto di ritrovo, che serve sia come biblioteca che come punto di ritrovo per le mamme con i giochi dei bimbi, una piccola ludoteca, che anche per chi vuole leggere il giornale la mattina e tutto. Diciamo che in 7-8 mesi che abbiamo aperto il bar vediamo che questo sta diventando un punto di riferimento per tutto il centro, per tutta la popolazione. Il 5 maggio, per avvalorare questo, abbiamo organizzato la seconda edizione del torneo di pallavolo, dove inviteremo anche varie associazioni, sia di normodotati che non, per fare delle squadre miste, in maniera da realizzare una giornata di inclusione con tutto il territorio e tutte le associazioni che gravano nell'ambito del nostro territorio. Grazie veramente, perché questo è il messaggio che deve arrivare a casa, che c'è questo mondo del volontariato, questo mondo ambientalista che la Mirella ama particolarmente. Io dico sempre, Presidente Nicoletti, che forse se nelle giunte ci fossero gli ambientalisti
perché sono quelli che sanno, quelli seri, le quote verdi le chiamo io, oltre alle quote rosa. Se ci fossero le quote verdi, forse anche qualche amministratore gestirebbe in maniera diversa questo territorio. Invece voi capite che sono riusciti a mettere gli ambientalisti contro la popolazione, vengono visti male, sono quelli che dicono sempre no, sono quelli sì, in senso dispregiativo, e sono quelli che si battono anche per voi, per cercare di farvi respirare meglio, di vivere meglio. Sono chiamati degli integralisti del no, senza neppure che conoscete la realtà di queste persone che volontariamente stanno cercando di salvaguardare anche il vostro ambiente. Vedete questa trasparenza che non c'è sul lavoro che viene fatto. Ecco gli esempi negativi, tanto è vero che sono stati eliminati anche i comitati di quartiere. Perché sono stati eliminati? Perché era una voce dissidente a volte, molte volte, contro quello che voleva fare l'amministrazione. Allora il no, quando uno dice no a un progetto che l'amministratore ha in mente di fare, viene visto come un integralista e va eliminato, specialmente l'ambiente. E questo arriva perché veramente anche i partiti politici degli ambientalisti non riescono a prendere voti in Italia, mentre in Germania, in altre località, veramente hanno dei numeri molto importanti. Ecco, forse dovremmo anche svegliarci un po' e capire che forse dovremmo anche supportare anche noi questo ambiente. Ecco, svegliatevi per cortesia, non tutti, ma qualcuno che ci sta ascoltando. Allora andiamo a vedere un altro video proprio che riguarda il presidente Nicoletti, per far capire perché si stanno battendo tanti sindaci, tante associazioni per questo ambiente. Dopo ognuno fa le proprie riflessioni. Andiamo a vedere. Subito dopo la famosissima piena, il governo aveva istituito una commissione, la famosa commissione De Marchi. Aveva lo scopo di studiare lo stato di salute di tutti i fiumi d'Italia, quindi anche il Piave, però con un approccio ben preciso, studiarli dalla sorgente alla foce per capire dove potessero esserci delle criticità e dove eventualmente poter intervenire per prevenire le eventuali esondazioni. Oggi, con la realizzazione delle casse, rispetto a 50 anni fa, si è perso il buon senso. Perché? Perché anziché ridare spazio al fiume, si pensa di costruire delle casse di 550 ettari all'interno della golena stessa del fiume. Quindi si pensa di gestire un problema con delle soluzioni costose, con un impatto tremendo dal punto di vista ambientale e di distruzione dell'ambiente, creando un enorme disagio a tutte le popolazioni rivierasche. Ciò avviene senza analizzare anche tutte le conseguenze di un'opera del genere, dal carsismo del Montello, dal carsismo del territorio, al fatto, per esempio, che la sponda sinistra è molto più bassa rispetto alla sponda destra, circa 30 metri di media. Questo significa che andando a restringere con le casse il letto di fiume da quasi 3 km, riducendolo a circa 700-800 metri, in caso di picco di piena duraturo oltre le 8 ore, che è il tempo necessario per riempire le casse, significherebbe andare a allagare tutte le zone della sinistra Piave, quindi da Vidor fino a Falzè di Piave. Ricordiamoci sempre che il fiume Piave è un torrente travestito da fiume. Come avete visto prima, la forza dell'acqua è sicuramente importante. Nel corso della sua esistenza lui, con le piene, le morbide, le piene eccezionali, occupa questi terreni che vedete, questi boschi ripariali. Noi umani possiamo usare questi spazi, possiamo usufruirne, possiamo viverli, ma dobbiamo ricordarci che poi, quando il fiume ne avrà bisogno, se li riprenderà comunque per dare sicurezza alle popolazioni, perché sarà un'espansione naturale delle sue acque senza travolgere tutto quello che troverà poi più a sud. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio sulle Grave. Il paesaggio cambia ancora, si aprono questi ampi spazi, è un territorio che si può allagare in caso di piena.
Qui il fiume trova tutto quello di cui ha bisogno e noi come comitato chiediamo appunto che venga intrapreso un percorso di rinaturazione di tutto il fiume Piave, dal sorgente alla foce. Nel caso delle Grave di Ciano, come potete vedere alle mie spalle, siamo già in presenza del miglior esempio di rinaturazione in fiume, cioè lasciare al fiume lo spazio che gli necessita e che si può riprendere in caso di piena. Questo è uno dei pochissimi esempi di come dovrebbe essere il fiume e la Regione sta pensando di andare a distruggere proprio questo posto. Sì, quello sì. Allora ringrazio veramente e complimenti per questi video che forse a casa fanno svegliare, ecco, dobbiamo essere tutti molto svegli. Abbiamo Maurizio da Dollo, ciao Maurizio. Buongiorno a tutti, complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. E niente, mi sentivo di dire qualcosa che purtroppo gli errori del passato non servono, non hanno nessun valore. È successo anche con la diga del Vajont, non è stato ascoltato nessun cittadino, nessun contadino, perché loro sono studiati, loro per interessi loro o interessi di altri non ci pensano 2 volte a distruggere il nostro territorio, che è il più bello del mondo. Abbiamo una biodiversità che praticamente è meravigliosa, eppure loro per far soldi distruggono, uccidono, muoiono persone e tutti passano le voci di persone che hanno studiato, che veramente conoscono la terra, conoscono. No, quelli non valgono niente, perché i politicanti purtroppo, che io li chiamo tra l'altro parassiti di Stato, e loro pensano a un guadagno personale, agli amici degli amici, senza curarsi di quello che può succedere dopo. Poi dopo, quando succede, se ne sbattono, fanno quelle sfilate come se loro non hanno le colpe. Ma io dico una cosa, si rendono conto che i soldi non si mangiano, si rendono conto che sfrattare un territorio, sfrattare gli animali, però noi ci possiamo permettere di andare in territori dove ci sono animali che possibilmente sono aggressivi, poi abbattiamo l'animale perché noi da deficienti siamo andati. È come se io vado in un luogo dove c'è un cartello, attenzione, ci sono i coccodrilli, e me ne vado a fare running o footing o pesistica dove ci sono i coccodrilli, però poi ammazzo i coccodrilli perché mi hanno sbranato. Cioè, è paradossale tutto questo, veramente dove vogliamo arrivare? Cosa vogliamo lasciare a forse un futuro dei nostri figli? Cosa? Il nulla, perché i soldi alla fine non li metti in una pentola e mangi. No, la natura ci ha dato tanto, ci sta continuando a dare, ma ormai non si vede dalle catastrofi che sono successe, non riesce più, si riprenderà i suoi spazi. È successo adesso in Emilia Romagna, è successo a Vicenza. Io provengo dalla Sicilia, non sono veneto, ma lì è un territorio distrutto per interessi di pochi e dobbiamo aiutare queste associazioni, dobbiamo stare vicino a queste associazioni per dargli man forte, per tentare di salvare il Grande Maurizio, grande Maurizio, hai detto parole, veramente parole che dovrebbero tutti quanti, ecco, capire, sentire e fare qualcosa. Grazie Maurizio, devo dare la parola al Presidente Nicoletti per rispondere a Maurizio, a Giulia, alle persone che hanno telefonato, ma anche a Paolo Bellò, Presidente Vita e Lavoro, a queste associazioni che devono unirsi. È là il problema, divide e ti impera, caro Presidente Nicoletti, così è successo. Noi abbiamo i campanili, le associazioni grandi che dominano, che vogliono diventare il re, con la regina e i principini attorno, ma solo i loro principini, gli altri non c'entrano, ma ci siamo. Prego Presidente. Ci siamo e noi nel nostro piccolo siamo riusciti a fare una grande squadra con le associazioni del territorio e con i sindaci del territorio, quindi oggi possiamo orgogliosamente dire che rappresentiamo un territorio di quasi oltre 100.000 abitanti e questo penso che sia un buon risultato. Vogliamo salvaguardare tutto il fiume, non solo Crocetta, non solo Ciano, non solo Macerata, ma tutto il fiume, perché salvaguardare l'ambiente vuol dire dare salute ai cittadini. Si muore di acqua, ma si muore anche di malattie. Il Covid da questo punto di vista ci ha insegnato ben poco, no? Sì. Saremo migliori, si diceva, no? Diventeremo migliori. Eppure la lezione migliori. Ce l'aveva data. Abbiamo preso la lezione, abbiamo lasciato un bel po' di morti sul campo,
però non abbiamo capito che elementi come la biodiversità sono elementi fondamentali per far sì che queste cose non si ripetano in futuro. Fermo Presidente, perché se no non ce la faccio, ma devo vedere anche un altro video, perché so che a casa amano conoscere, perché tanti non conoscono questo territorio, purtroppo. Noi facciamo escursioni, quindi... Purtroppo. Andiamo a vedere il prossimo video. Potremmo chiamarla la teoria delle 3C. Coerenza, concretezza e continuità. È quello che il Comitato di cittadini per la tutela delle grave sul Piave hanno chiesto al Partito Democratico nell'incontro che si è svolto alla presenza non solo di esponenti del partito, ma di tanti consiglieri dei comuni interessati al bacino di contenimento delle piene che la Regione vorrebbe realizzare in questa zona. Un obiettivo che ha fatto un passo in avanti dopo la sentenza del Tribunale di Roma, che ha dato torto ai comuni ricorrenti, senza però dare completamente ragione alla Regione. La sentenza dice che non è ammissibile il ricorso presentato perché non c'è ancora un progetto che possa essere più o meno valutato in maniera adeguata. Il PD regionale è contrario al progetto proposto dall'ingegner Dal Paus, al quale la Regione dovrebbe trarre ispirazione per il nuovo progetto definitivo. Il clima è cambiato, non si può partire da progetti di 30 anni fa. Perché qui, come nel quartiere del Piave, sono molto preoccupati per la sicurezza idrogeologica legata al bacino di contenimento. Perché in questo tratto il Piave è ancora un torrente e come tale difficilmente governabile. Troverebbe sfogo nel quartiere del Piave, che ha un'altimetria molto più bassa. Peraltro un progetto simile a Sernaglia era già stato bocciato a fine degli anni '80. In quanto la zona è carsica e comunque non è adatta per interventi così invasivi. Per i democratici in regione la strada da percorrere è un'altra. Abbiamo chiesto che venga attuato il contratto di fiume, ovvero che vengano ascoltati tutti i sindaci e anche i cittadini del territorio, in modo che non sia un'opera calata, imposta da Venezia, ma sia condivisa. E condividendo dove intervenire, siccome abbiamo un fiume lungo 220 km, riusciamo a capire dove si possono fare delle opere senza creare danni all'ambiente, come in questo caso. Più attenzione ai territori quindi, perché non accada un altro caso come a Pederobba, dove le minoranze hanno bloccato la realizzazione di un bacino di laminazione sul torrente Curogna. Carte alla mano, abbiamo intrapreso una strada anche di studio, di approfondimento, di ricerca per sostenere, dati alla mano, di fatto la non necessità dell'invaso e per contro anche invece il forte impatto negativo ambientale che lo stesso avrebbe prodotto nel nostro territorio. Allora, Presidente Bellò, le fragilità, lei l'ha anche spiegato molto bene, questa sede che fatica ad arrivare, eppure lei sta cercando di supportare le fragilità. Ecco, io sono convinta che avrebbero potuto aiutare molto di più. Ad esempio, noi faremo il 21 di maggio, vi arriverà la locandina a tutti, ecco, queste morti sul lavoro, perché abbiamo la fragilità delle associazioni dei familiari che hanno perso i loro figli sul lavoro e sono queste mamme che si sono rimboccate le maniche, questi genitori, specialmente le donne, per far capire che qualcosa bisogna fare, di fermare queste morti sul lavoro. Abbiamo dei numeri incredibili, fanno lavorare persone che non dovrebbero più lavorare, appalti, subappalti, tutto un business, ma c'è anche il business delle fragilità, di non dare risposte dove la risposta ci sarebbe, perché le fragilità non contano, non hanno mai contato, le fragilità non votano, molti non votano, loro hanno bisogno di numeri, di far vedere le cose grandi, io le chiamo le grandi piramidi, non la fragilità, chi se ne frega della fragilità. I banchi alimentari stanno aumentando perché stanno aumentando i poveri, ma chi se ne frega dei poveri, tanto c'è la parrocchia, c'è l'associazione che gli dà da mangiare, non è un problema mio. Invece è un problema di tutti, la fragilità che lei sta cercando anche di supportare. Prego, Presidente Bellò. Diciamo che lei ormai mi conosce, con molta umiltà il nostro approccio è quello di cercare di cambiare metodo di lavoro rispetto alle difficoltà, alle fragilità, cercando di disegnare un desiderata di vita di ogni persona e vedere di aiutarlo nelle scelte per capire quali sogni può effettivamente realizzare, quali sogni magari sono da
modificare o da riprogrammare. Questo per permettere ad ogni ragazzo di poter essere parte integrante di una comunità. Quindi apertura delle strutture. Le nostre strutture servono solo come base, però stiamo cercando di aprirci sempre più ai territori, ai servizi verso il territorio, in maniera da essere parte integrante e non un di cui messo da parte. Questo è un cambio culturale che non si fa in un minuto, in un mese, in un anno, però l'importante era iniziare e grazie a tutti i lavoratori che sono sensibili in questo progetto all'interno di Vita e Lavoro, stiamo facendo dei grandi passi verso questo. Non più strutture per disabili, ma strutture che lavorano per accompagnare i disabili nel loro percorso di vita. Ed è molto importante. Presidente Nicoletti, noi abbiamo visto queste immagini, sempre di fragilità si parla, perché anche questi ragazzi, queste famiglie, se verrà fatto questo, non potranno più godere di questi spazi meravigliosi che lei ci ha portato questa mattina, che siamo arrivati, come dice la nostra Giulia da Venezia, a vedere. Magari non si conoscevano, perché non ci fanno conoscere il territorio, ci mandano da un'altra parte, perché così non vedi quello che veramente c'è, lo puoi criticare. Perciò ti mandiamo, ciclabile. Esatto, ti faccio la pista ciclabile in maniera che ti mando come dove voglio io, nella ruota. Come il criceto nella roulotte, no, perché bisogna anche dirlo, queste qua. E poi delle piste ciclabili a volte assurde, che non se stai attenta, dici attenta, aiuto, dove sono, cosa faccio? Perché questo è il nascondere quello che è invece il benessere, la realtà, come ha detto qualcuno, è il paese più bello del mondo, con degli spazi a 2 passi da casa fantastici. Però io mi ricordo quella signora tedesca, presidente di un'associazione, che ha detto: io non trovo più i boschi, vicino a casa mia non c'è più un bosco, devo fare tanti quei chilometri per trovare un bosco. Oppure i prati, vi ricordate i prati? E dove sono andati a finire i prati? I prati sono spariti. E poi abbiamo migliaia di appartamenti chiusi che nessuno li vuole, ma c'era il business dell'edilizia anche là. Certo. Allora, vedendo queste immagini, cosa vuole dire, Presidente Nicoletti? Beh, innanzitutto voglio dire che finché abbiamo una politica, una classe politica che è sorda alle esigenze del territorio e alle necessità del territorio, non possiamo aspettarci nulla di buono, e lo vediamo sia per quello che riguarda l'aiuto alle classi deboli, sia per quello che riguarda alla fragilità del territorio. Lei pensi che in questo momento la Regione ha dato un incarico per analizzare i territori delle Grave di Ciano e dintorni, per andarle non a valorizzare ma a declassarle, cioè toglierle da Rete Natura 2000 e avere così le mani libere. Mi cade la linea, poi riprendiamo. Prego. Non si preoccupi, perché abbiamo una mamma da Castelfranco e per me le telefonate sono fondamentali, perché sentiamo la voce del popolo. Allora, prego, pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno, allora io chiamo da Castelfranco e mi riferisco a Vita e Lavoro, ho un familiare dentro. E sono bellissime le parole dette dal presidente Bellò e quant'altro, però c'è sempre la faccia doppia della medaglia. È bello integrarli nel territorio, quant'altro, ci sono sempre più poveri. Bene, questi ragazzi di Cooperativa Vita e Lavoro da anni, oltre 43 anni, stavano riscuotendo un incentivo alla frequenza di 15,50 € che la cooperativa ha tolto da quest'anno. 15,50 € a ragazzo al mese per i lavoretti che loro fanno in cooperativa. Posso aggiungere altre cose? Non certo, vi do la parola, ci mancherebbe. Prego. Bene. No, basta così? Sì, penso sia abbastanza. Sì. No, ti ho chiesto perché già che hai preso la linea io ho rispetto delle persone che chiamano. Ringrazio della telefonata, sentiamo come risponde il Presidente Bellò. Prego, Presidente. Buongiorno, ringrazio anche la signora Peloso che conosco. È vero quello che cioè è vero in parte. La cooperativa
dava denaro a ragazzi che usufruivano di un incentivo alla frequenza per i giorni di presenza all'interno delle cooperative. Siccome da una verifica fatta la legge non ammette che per un servizio gratuito e quindi la figura di un utente venga elargito del denaro, la cooperativa ha dovuto togliere il fatto di dare del denaro, però non abbiamo cancellato quegli incentivi alla frequenza, li abbiamo tramutati in servizi resi. Cioè io ho detto, il denaro che prima veniva dato ad ogni ragazzo, siccome non posso elargirlo perché c'è tutta una diatriba fiscale, di normative, con tanto di un apporto da parte degli esperti che mi hanno invitato a non dar più denaro ai ragazzi perché non era giustificabile, però abbiamo detto noi teniamo quegli importi e anziché elargirli in denaro, cioè in 15 euro al mese, li elargiamo in servizi che i genitori, i ragazzi, gli addetti ai lavori decideranno di fare. Può essere la gita, può essere qualunque cosa sia possibile, perché la normativa attuale non ci permette di dare del denaro liquido a persone che usufruiscono di un servizio gratuito. Allora, Presidente, mi permetto, so che non è sua la colpa, di sicuro. So che ci sono queste normative, però lo trovo indegno e indecoroso, perché quando una persona lavora, per quanto il piccolo lavoretto faccia, se non è un volontario che ha deciso di fare il volontario, io questa persona la devo pagare, perché si accaniscono. Ma pensate, guarda, signora di Castelfranco, io non faccio nomi perché voleva stare nell'anonimato e ha ragione in parte, perché io so quanta fatica sto facendo io, cara signora, per cercare di dare senso a queste fragilità. Lei non ha idea cosa sto passando proprio per dare un senso alle fragilità, perché qualcuno non li vuole, cara signora, perché il business è quello importante. Non è importante dare questi 2 soldini a questo ragazzo, è importante la gita, perché la gita comporta che ci sarà un altro business, e invece questo ragazzo a volte ha più piacere di vedere questi 2 soldini perché ha lavorato e si sente gratificato che non la gita. Ma viene chiesto cosa volete prima di decidere cosa fare dei soldi? No, perché giustamente il Presidente Bellò ha detto le normative che applico sono normative di legge, perciò io devo applicare quello che la legge mi consente di fare. Però a casa, siccome non è spiegato o non è stato spiegato bene, questa signora chiama e dice non è giusto questo, e allora il Presidente Bellò ha cercato di spiegare. Nicoletti, Presidente, ha capito come funziona con le fragilità? Lei dalla sua parte e Bellò dall'altra, e io in mezzo. Abbiamo capito tutti come funziona anche la politica, no? Quando si tratta di andare contro le direttive europee, nessun problema, perché tanto non ci sono sanzioni penali. Se ci sono delle sanzioni pecuniarie, le famose infrazioni pilot, vengono date a Roma, quindi le pagheranno tutti gli italiani e non i politici che hanno sbagliato nel prendere le loro decisioni. Questo è il problema. E questo è un grossissimo problema. L'altro grosso problema è che non ascoltano il territorio, decidono loro per tutti. Quando prima, e faccio i complimenti all'ascoltatore di prima, ha citato il Vajont, ecco, voglio aggiungere un'informazione, che il Piave, tutto il bacino del Piave, in più di 1000 anni, tra smottamenti, frane, alluvioni, cioè tutto quello che ci possiamo mettere in questo calderone, non arriva a 300 morti in più di 1000 anni. La politica e la mala politica e la mala gestione
della scienza idrogeologica, perché punta solo a un risultato, col Vajont, di là in 1000 anni non arriviamo a 300 morti, qua in 4 minuti ne abbiamo fatti 1907. Nonostante i segnali ci fossero stati. Ecco, questo vuol dire la mala politica e la mala gestione. Quando ci parlano di altre casse di espansione che funzionano benissimo, Caldogno piuttosto che, parliamo di 4 milioni di metri cubi contro 40 milioni di metri cubi, quindi 1/10 dell'impatto. Quando ci dicono che all'interno delle casse possiamo mettere i fiorellini, col cavolo, quel risultato che abbiamo oggi sulle grave è il lavoro della natura di centinaia di anni, non della semina di 2 giorni, da sola. Non ci le sono... orchidee sono nate da sole. Le piante che ci sono dentro, proprio per quel tipologia di territorio, sono piante autoctone. Se fanno le casse arriveranno tutte le piante che arrivano da tutte le parti del mondo, quindi piante invasive, infestanti, che distruggeranno il territorio. Come è successo per gli insetti, Come no? è successo per gli insetti? E ripeto, il Covid ci ha insegnato qualcosa di questo? Ha insegnato qualcosa alla politica? Non ha insegnato nulla. L'alternativa ce l'hanno, l'ha trovata l'autorità di distretto, che è la massima autorità, dice di farla nel posto più vantaggioso, meno impattante, più economico, oltretutto con un impatto anche in termini di tempo, quindi di una sicurezza che si raggiunge molti anni prima, e nessuno vuole ascoltare questa voce, che è la massima voce e la massima competenza che abbiamo sul territorio. Allora uno si domanda, ma allora la politica dov'è? Se non prende, ha le carte che gli dicono qual è la miglior soluzione e prende quella più vantaggiosa per la politica? Guardi che non sappiamo dov'è la politica, perché noi vediamo sempre Camera e Senato vuoti, non sappiamo neanche dov'è la politica. Ma i risultati li abbiamo però, perché le decisioni, il piano delle azioni e degli interventi, dove si dichiara che la miglior soluzione è Ciano, a spregio di quello che ha detto l'autorità di distretto col PSSI, è firmato dal Presidente della Regione Veneto. Non è firmato dall'autorità di distretto, dal Ministero dell'Ambiente, è firmato dal dottor Zaia. Quindi deve assumersi una responsabilità. Quando ha firmato non aveva nessuna pistola puntata alla tempia. Poteva firmare e poteva non firmare. Ha preso la decisione di firmare, se ne assumerà anche le conseguenze sia morali sia di distruzione di un territorio a così alto valore. Allora andiamo a vedere anche questo video Casa dei Giacinti. Pensate che bello questo nome, Casa dei Giacinti. Abbiamo parlato delle orchidee, su questa Rosellina, come qualcuno chiama. Sì. Avete visto che Rosellina è? No, perché ve l'ho fatta vedere, chiama a Rosellina. Allora andiamo a vedere questo video Casa dei Giacinti, poi lo commentiamo col presidente Bellò. La Casa dei Giacinti è una comunità alloggio per persone adulte dai 18 ai 64 anni che si trova a Volpago ai piedi del Montello. È un servizio residenziale sulle 24 ore che accoglie 20 persone con disabilità, prive di nucleo familiari o per le quali sia impossibilitata la permanenza a casa. Le persone che vivono in Casa dei Giacinti ci vengono affidate dal servizio disabilità dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Le disabilità delle persone presenti in Casa dei Giacinti possono essere congenite dalla nascita o acquisite, fisiche e intellettive psichiche. Da qui ne deriva un intervento personalizzato per ciascuna persona. In Casa dei Giacinti lavora un'equipe di 21 persone gestite dalla cooperativa Vita e Lavoro. L'intervento educativo assistenziale prevede la presa in carico globale della persona, supportandola in tutte le sue necessità.
Ogni utente aiuta nelle routine domestiche della casa dei Giacinti secondo le proprie capacità. Esistono, ad esempio, dei turni cucina dove ciascuno aiuta nel riordinare la cucina dopo la colazione, nel preparare la merenda, nel preparare le tavole, aspettare la mensa a pranzo o a cena, fare le pulizie e riordinare la spazzatura. Il personale svolge un lavoro di supporto e mai di sostituzione all'utente. Lo scopo principale del nostro lavoro è far emergere le capacità residue, incrementandole dove possibile. Durante la permanenza in comunità è fondamentale per noi far sentire la persona a casa propria. In comunità è importante anche la cura del verde e del giardino esterno, compreso l'orto, e del nostro animale domestico Sissi. Oltre alle proposte di laboratorio, alle volte in supporto anche ad alcune aziende locali, le attività sono le più svariate e seguono gli interessi e le proposte degli utenti. Anche nella convivenza delle persone e nella gestione dei rapporti interpersonali si predilige uno stile di tipo familiare. Oltre ad uscite di gruppo per commissioni varie, alcuni si spostano autonomamente nel territorio, con i propri mezzi, ad esempio bicicletta o i trasporti pubblici. Fondamentale per la comunità alloggio il rapporto con il territorio, soprattutto con il nostro paese. Non mancano in casa dei Giacinti i momenti di festa, con musica e balli, le festività passate tutte assieme, il festeggiamento dei compleanni, le notti in tenda, le gite o le uscite in giornata che possono essere culturali o alla scoperta del territorio e i tanto attesi soggiorni estivi di una settimana. Allora, Presidente Bellò, come ci saluta? Prego. Ecco, questo è il mio cuore, la comunità alloggio che sta diventando anche il cuore della residenzialità leggera attraverso la formulazione della scuola del vivere e quindi iniziare ad insegnare ai ragazzi con disabilità cosa significa andare a vivere da soli in appartamenti protetti con assistenza da remoto anche nelle varie abitazioni, ma collegate con videocitofoni con la sede dei Giacinti, in maniera, essendoci lì il doppio turno in terza, che significa una presenza del personale 24 ore su 24, possiamo dare anche la serenità e la tranquillità a chi vive negli appartamenti, almeno nel primo periodo.
è proprio una scuola del vivere che stiamo alimentando. Grazie, Mi permetta Presidente, solo... devo chiudere. Volevo torneremo un'altra volta sul discorso degli incentivi, perché ho visto sicuramente... che è stato colpito dalla telefonata. No, mi dispiace perché è un percorso che noi abbiamo fatto in un anno di tempo, facendo riunioni con tutti i genitori e coinvolgendo tutti. È chiaro che io poi devo garantire la cooperativa, perché la cooperativa dà lavoro a 100 famiglie. Ne riparleremo perché non ho più tempo, l'importante è che sia arrivato il messaggio a tutti e la spiegazione. Sì. Perché capisce bene, se ha telefonato vuol dire che il messaggio in qualche maniera è arrivato forse nella maniera non corretta e perciò è importante ascoltare. Grazie veramente al Presidente Bellò, però io volevo chiudere con un altro servizio che riguarda proprio le sindache di questo territorio del Grave di Ciano, e poi salutiamo anche il Presidente Nicoletti. Andiamo a sentire. My playing cards would now let it be. Un concerto all'alba nella suggestiva atmosfera delle Grave e poi una passeggiata alla scoperta delle orchidee, una visita naturalistica, giochi per i bimbi ed infine l'osservazione con gli astrofili del cielo stellato. È il 2 giugno di Grave in Festa, Rivette di Ciano, una manifestazione promossa dal comune di Crocetta del Montello e dal Comitato di tutela delle Grave per far conoscere questo territorio e ribadire il no al progetto delle casse di espansione sul Piave. È una visione che vede come unica soluzione sempre solo casse. Solo accumulare l'acqua. Teniamo conto che la si fa escavando un terzo di un paese e la si fa realizzando mura di cemento che vengono ricoperte di terra che probabilmente il Piave dubito riesca a non portare via con sé, creando uno scempio infinito. Sono fatte in area agricola fuori dell'alveo del Piave, non togliendo spazio al fiume stesso, per cui tantomeno in un'area carsica come questa siamo nel posto sbagliato col metodo sbagliato, a mio modo di vedere. Il confronto tra due diverse posizioni anima la prima edizione del nostro TG con Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, che risponde alla collega di Crocetta, due sindache dello stesso partito, la Lega, di due comuni rivieraschi, uno a monte che non vuole le casse d'espansione e l'altro a valle del tratto trevigiano del Piave che rischia di andare sott'acqua in caso di grandi piene del fiume. Io chiedo semplicemente una cosa che penso che sia la più necessaria per tutti quanti, che ci sia come priorità l'incolumità pubblica, mettersi chiaramente ognuno per la propria parte per trovare delle soluzioni è fondamentalmente necessario. Lo vediamo anche in situazioni in cui abbiamo criticità idrauliche anche legate alla nostra rete eventualmente secondaria, e ogni comune ha le proprie. Ci sono ovviamente territori che attraverso delle opere di laminazione servono per non mandare sotto acqua il territorio vicino, ma questo è in una sussidiarietà e un intervento solidaristico che tutti quanti noi dobbiamo porre in essere. Allora, avete sentito una da una parte e uno dall'altra. La politica, noi non siamo politici ma siamo persone per bene che cercano di dare risposte al territorio con le associazioni, non quelle strumentalizzate ma veramente quelle pure, quelle sane, quelle che vogliono veramente fare del bene alla comunità. Come ci saluta Presidente Nicoletti? Io vi saluto augurandomi e augurandoci che una volta tanto la politica non sia sempre forte coi deboli e debole coi forti, ma inverta questa tendenza. L'esempio della sindaca di San Donato che abbiamo visto adesso, penso che possiamo farci un parallelo, il Ponte di Piave, possiamo farci un parallelo con la sindaca di Musilia di Piave, che ha un convegno l'anno scorso, mi pare, a Belluno. Prima dice che se succede un evento alluvionale manda il calendario con le foto dei morti e 10 minuti dopo dice che e chiede alla dottoressa Colaizzi dell'autorità di distretto di togliere il vincolo di sicurezza idrogeologica dai suoi territori perché i suoi cittadini devono costruire in zone a rischio idrogeologico. Queste sono le contraddizioni della politica del Veneto, le cose che dobbiamo sconfiggere, ma nell'interesse di tutto il Veneto, non di Crocetta, di Ciano, di Spresiano, ma di tutto il nostro bellissimo territorio. Abbiamo l'ultima telefonata per questa parte, Maria da Schio. Ciao Maria.
È caduta la linea, mi dispiace. Allora vediamo se la riprenderemo dopo. Grazie veramente al Presidente Franco Nicoletti, Presidente del Comitato per le Grave di Ciano. Poi dite che non vi faccio vedere la realtà del territorio, ognuno può fare proprie riflessioni, i suoi punti di vista, però questo almeno sapete cosa abbiamo nel nostro territorio. Grazie Presidente, grazie Presidente buona giornata a tutti. Bellò, buona giornata, pubblicità. Arrivederci, grazie a tutti. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? 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 Paolo? Ciao Paolo, da dove chiami? Ciao, parlo da Peschiera. Perfetto. Prego Paolo. Sì, ho sentito che parlavate del disastro del Vajont come simbolo di disastro ambientale, ecco. Sì, prego. Sì, per inciso volevo ricordare che prima del disastro del Vajont, qualche decennio prima, c'era stato un analogo disastro nel Bresciano, col crollo di una diga con 500 morti, mi sembra in Val Camonica, e mentre stavano costruendo la diga del Vajont c'era stato il crollo di una diga anche in Francia con parecchi morti, insomma, quindi era una cosa abbastanza comune, insomma, all'epoca. E volevo parlare dell'attribuzione ideologica delle responsabilità di questo disastro, insomma, no? Perché naturalmente ognuno le attribuisce a una particolare categoria, diciamo. E in particolare qui c'è il rapporto tra scienza, progresso e politica. Perché quello che non viene detto è che queste opere erano fatte in nome del progresso, cioè chi si opponeva si diceva ma tu ti opponi al progresso, e queste opere progressiste venivano giustificate dalla scienza, dai massimi scienziati italiani, in particolare i famosi geologi, che certificavano scientificamente che lì non c'era alcun pericolo, no? Quindi qui c'è una complicità della scienza, del progresso e dei politici, che oggi noi siamo dominati dai politici che dicono ma noi agiamo in nome del progresso, della scienza, no? Sono gli scienziati, no? Che è un linguaggio, ricordiamolo, tipicamente illuminista, no? L'illuminismo è la politica, è l'ideologia della scienza, no? È l'ideologia politica della scienza. Molto è chiaro. Quella politica che dice un conto è la difesa della scienza, no? Un conto è la politica che dice quello che noi facciamo politicamente è scientifico, è certificato scientificamente e quindi è la verità assoluta. Ok? Grazie. Allora, Paolo, devo chiudere perché ho poco tempo e ho gli ospiti, ma sei stato molto chiaro, se hai piacere richiama, perché mi fanno piacere queste telefonate, scienza, coscienza, scienza, politica. Certo, abbiamo visto anche con i vaccini scienziati che hanno detto, qualche scienziato, non tutti fortunatamente, ma addirittura il premio Nobel, no, contrari anche al vaccino, ne abbiamo sentito di tutti i colori. Il problema è quale scienza e coscienza non è strumentalizzata dalla politica, e là purtroppo il grande problema, che poi tutti quando ci sono i disastri poi passano il cerino, se ne vanno da un'altra parte e il disastro rimane a noi, un disastro economico, un disastro personale di familiari morti che non ritorneranno più, di persone che non sono minimamente ascoltate. Avete sentito
questi familiari anche del Vajont che addirittura vengono visti male, ecco, perché hanno il coraggio di dire quello che pensano e poi dicono che siamo in democrazia, qualcuno non lo so, forse da qualche parte, conforme la zona che ti trovi. Grazie veramente Paolo, richiama, mi fa piacere, grazie della telefonata. Allora vi presento altri due ospiti graditi. Abbiamo in presenza Gabriele Prodomo, vicepresidente Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto. Eccolo qua, grazie Prodomo di essere qui con noi. Saluto anche da Roma il professor Paolo Vitti, presidente Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici. Grazie anche a lei professor Vitti di essere qui con noi, è una telefonata importante quella che abbiamo sentito da Paolo, però darei la parola proprio a Gabriele Prodomo, questa Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto. Prego Prodomo. Buongiorno, saluto tutti. Partirei dalla clip che è stata del video che è stato mandato a voi per poter capire, vediamo anche spiegare appunto il video, prego, le immagini, sì, prego. Da dove è ripartita questa associazione che era per tanto tempo è stata un po' messa da parte oppure dimenticata. Devo dire... Chiedo alla regia di far partire le immagini, grazie, prego. Ecco, è partita dal 2018, nel centenario dei Cavalieri di Vittorio Veneto, dove abbiamo un po' pensato al nostro gonfalone che custodiamo nel Sacrario delle Bandiere e forse è uno dei gonfaloni più importanti d'Italia. Pensate. Eccolo qua, prego, eccolo qua che vediamo, prego. Quello è il Sacrario, ecco. Questo è il Sacrario. La chiesa che è stata sconsacrata però è benedetta, celebriamo anche all'interno delle messe. Che si trova, spieghi anche dove? Che a Serravalle di Vittorio Veneto. A Serravalle di Vittorio Veneto. Molto, direi, anche visitata in particolare il lunedì, tutti i lunedì è aperta, anche le domeniche, in modo che permetta ai visitatori di rendersi un po' conto di questa storia. Questo sacrario è stato dal 2012 concesso alle associazioni d'Arma. Io sono anche il presidente di questa associazione, dove conserviamo con molta cura tutte quelle bandiere che erano nei magazzini comunali. Che è la storia poi del territorio? Quella è la storia, lì se si può andare avanti lentamente. Eccolo qua, andiamo avanti. Sulla parte sinistra sono conservate tutte le bandiere storiche delle associazioni d'Arma e quindi ce ne sono un bel po'. Io rappresento 16 associazioni d'Arma e vedi che finisce adesso laggiù in fondo, per esempio c'è un labbro del primo paracadutista al mondo, che è un certo Alessandro Tantura, ha fatto la storia. Pensate, questo italiano? È italiano, abita a Vittorio Veneto, è nato a Vittorio Veneto. Il primo paracadutista al mondo. Al mondo, sì, poi è un po' una storia, ce ne sarebbe molto da raccontare. Era una persona molto audace e quindi molto rappresentata, è una delle famiglie più decorate d'Italia, perché anche la moglie e la sorella facevano praticamente spionaggio, cioè per le linee nemiche. Erano i tempi dei piccioni e tutta questa storia qui. Poi in questa che vediamo adesso è la saletta dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Lì abbiamo tutti i ricordi della storia dei Cavalieri. Alla parte destra invece del Sacrario, qui vediamo i labari, una minimissima parte dei labari dei Cavalieri di Vittorio Veneto, quelli che hanno pensato di riconsegnarli a Vittorio Veneto. Molti di questi, io so anche quello del Comune di Treviso, ce l'hanno al Palazzo dei 300, sì, custodito lì. Sì. Ecco, noi abbiamo risvegliato qualcosa dal 2021, 20 settembre, abbiamo rifondato l'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto, dell'Ordine di Vittorio Veneto, attraverso i nipoti, gli eredi. I giovani? I giovani, cioè chiunque viene, anche sostenitori che sentono questa cosa, abbiamo ricostituito questa associazione. È partito tutto da una domanda che io feci a suo tempo e quindi che valore avesse questo gonfalone che noi costituivamo là. Certo. E qualcuno mi rispose un po' che era una società che ormai aveva finito il suo tempo.
io che rappresentavo insieme, ero segretario a quel tempo, chiese al mio presidente attuale, il cavaliere Bertolini, se eravamo mai andati a sfilare a Roma. E lui mi disse non so, vediamo. Allora si è messa in moto la macchina della consulta e abbiamo riscoperto che l'associazione non era estinta, ma ferma lì. Quindi bisognava riattivarla. Già andare a Roma per vedere se si muove qualcosa allora? No, ci siamo mossi a Vittorio Veneto. Sì, però a Roma era bloccato. No, non era bloccato, era dormiente. Così era dormiente? Nessuno si Chissà preoccupava. quante cose dormono a Roma, Presidente. Allora saluto anche il professor Paolo Vitti, visto che è da Roma, che lui magari è più vicino. Allora abbiamo parlato di giovani, professor Vitti, di questi giovani anche ammalati, questi bambini, questi ragazzi. Voi avete formato questa Federazione Italiana Genitori e Guariti Oncoematologici Pediatrici, che vuol dire molto. Prima abbiamo parlato di ambiente, noi viviamo in una zona molto inquinata, abbiamo una zona molto cementificata, abbiamo questo problema che è l'inquinamento. Cosa ci dice professor Vitti? Ecco, per questi bambini, per questi ragazzi che non hanno nessuna colpa, sono nati nel momento sbagliato, nel periodo sbagliato, oppure purtroppo nel loro DNA c'è questo problema. Prego professor Vitti. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, sì, noi abbiamo purtroppo bambini che sono passati da un tumore e quindi quelli che si sono salvati. Noi diciamo che normalmente negli ultimi periodi si ammalano circa 2500 bambini l'anno. Di questi 2500 più o meno l'80% si salva, quindi esce dalla fase del tumore, e quindi abbiamo 2000 bambini l'anno più o meno che devono proseguire il loro percorso non di cura, se è guarito, anche se a volte spesso ci sono recidive, però insomma nella sostanza sono 2000 bambini che ogni anno, partendo dall'età pediatrica fino ad arrivare all'età dell'adulto, praticamente vanno a scontrarsi con 1000 problemi che nascono. Ora, che l'ambiente abbia un suo peso specifico anche in questo, chiaramente è ormai conclamato, quindi è logico che ci siano anche dei fattori ambientali nel momento in cui uno si ammala di tumore. I nostri ragazzi diciamo che poi cominciano a fare una vita da adolescenti e da adulti, speriamo nelle migliori condizioni. Penso che voi sappiate che recentemente, credo a ottobre, sia stata approvata la legge sul diritto all'oblio. Allora, per molti che non sanno che cos'è il diritto all'oblio, dedico 2 minuti. Allora, il diritto all'oblio altro non è che dare diritti a coloro che, avendo passato un tumore, di fatto non erano cittadini di serie A. Perché lo dico? Perché non avevano il diritto di andare in banca a chiedere un prestito o un mutuo, sia per comprare un'auto, una bicicletta, ma anche per comprare una casa. Non avevano il diritto di adottare un bambino, non hanno il diritto di avere altre cose tipo le assicurazioni sulla vita e compagnia bella. Perché? Perché sia per la banca che per le assicurazioni uno malato di tumore, un ragazzo malato di tumore è ad alto rischio. Così come vale anche, ripeto, per l'adozione di un figlio, per cui questa cosa era molto grave. La legge è stata approvata all'unanimità dal Parlamento cioè sia all'unanimità, è importante questa parola, Presidente, prego. E quindi dicevo, hanno approvato a ottobre all'unanimità questa legge. Ora chiaramente stiamo aspettando i famosi decreti attuativi, che è un problema drammatico in Italia, cioè passano leggi ma i decreti attuativi sono lentissimi da andare avanti. Però per noi questo è un fatto importantissimo, dà diritto appunto a tutti i malati di tumore, non solo pediatrici, ovviamente anche gli adulti che sono passati da un tumore avevano le stesse problematiche. È chiaro che siccome il tumore nel 90% dei casi va a colpire persone
più adulte, quindi praticamente il problema è meno sentito. È chiaro che invece negli adolescenti e nei bambini piccoli questo problema è fondamentale, perché davanti a loro hanno 60-70 anni di vita, mentre se colpisce uno come me io ho molto poco tempo di vita. Quindi Professor Vitti, ma si rende conto che io ho dovuto invitarla per sentire questo? Perché qua, sì che guardi che ospiti qui, eccellenze, anche ne ho tutte le mattine, perché ho 6 ospiti ogni mattina in 3 ore di trasmissione, nessuno l'aveva detto. Qui se non si parla di esempi negativi e mai di positivi, quello che è stato fatto, tanto è vero che io dico agli onorevoli parlamentari che ospiti, ma perché non siete trasparenti? Perché non ci dite quello che viene fatto? Noi non dobbiamo essere per forza collegati online, perché molti diversamente giovani non riescono a farlo, ma perché non venite in trasmissione, nelle trasmissioni a dire quello che fate, che non sappiamo mai, le commissioni, queste commissioni che non si sanno mai come va a finire. Grazie di averlo detto, professor Vitti. Passo a Prodomo. Presidente, per capire invece l'importanza che lei ha avuto di trasmettere ai giovani, ecco, parliamo ancora di giovani, perché i giovani sono importanti e il futuro è nelle loro mani, ma noi dobbiamo aiutarli in questo futuro, e grazie anche alle sue associazioni state facendo anche questo. Prego, Prodomo. Noi innanzitutto io ho 5-6 ragazzi dove lavoreranno per questa cosa, cioè non è una cosa solo per gli over 60-70 che poi vanno in pensione e fanno queste cose, perché è importante sia dal punto di vista tecnico, loro sono più capaci a operare sui computer e quant'altro, perché c'è un archivio che parla di 1.250.000 persone che hanno preso parte alla Prima Guerra Mondiale. No, ridica il numero. 1.250.000 persone. Di queste 1.250.000 persone, io nella mia segreteria attuale della consulta ho un armadio pieno di notizie che verranno messe in rete fra qualche tempo attraverso scanner e quant'altro. Seguo questa cosa. Quindi è importantissima riversare verso i giovani e tramandare questa cosa. Perché... Come rispondono i giovani, Presidente Prodomo? Ma io sinceramente nella mia vita ho fatto anche Presidente del Consiglio di Istituto d'Arte a scuola, sono stato sempre in mezzo alle scuole. Bisogna coinvolgerli, perché sono un po' quasi messi da parte per non far conoscere queste cose. Bravissimo. Noi, ripeto, da questo mese il Comune sta passando all'Associazione dei Cavalieri tutto l'archivio storico del memoriale. Quindi noi potremmo rilasciare con l'autorizzazione del Comune certificati del Cavalierato e della cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto, perché parecchi chiedono e non sanno. Ma perché, Presidente Prodomo, si vedono poche giovani alle manifestazioni? Proprio perché non sono coinvolti? Io penso che buona parte non sono coinvolti. Loro vogliono essere protagonisti, come sta facendo lei, sono loro i protagonisti, ma se non conoscono, non li coinvolgiamo, è inutile dire non ci sono. Sentiamo, professor Vitti, invece l'importanza del ragazzo, della famiglia coinvolta nella malattia, questo bambino che veramente partecipa alla cura in maniera, diciamo, anche senza rendersi conto del vero male che ha. È la famiglia che soffre molto di più. Il bambino vive la malattia, ma non la vive come la vivono i familiari se non sono supportati. E voi fate anche questo. Prego, professor Vitti. Allora sì, è vero, diciamo riguarda 2 fasce d'età. Il bambino, dico io, fino a 11-12 anni, probabilmente non si rende conto esattamente di quelli che sono i problemi del dopo la malattia, perché sono bambini e quindi come tale vengono un po' anche ovattati dalle mamme e dalla famiglia. Diverso il discorso quando cominciano ad avere i 13 anni e quindi sono perfettamente consapevoli di cosa stanno passando e perfettamente consapevoli di quello che li aspetta. Quindi sono 2 fasce d'età diverse, ma hanno la stessa problematica, cioè tutte e 2 hanno un futuro. In un caso se ne preoccupano anche personalmente, nell'altro caso no. Allora, qual è il problema delle famiglie? Il problema delle famiglie è che quando arriva una notizia di questo, tuo figlio ha un tumore,
chiaramente crolla un intero sistema familiare. Quando parlo di sistema familiare non parlo solo di mamma e papà, ma parlo dei fratelli, parlo della nonna, dei nonni. Sono tutti interamente coinvolti in tutto questo. Altro problema da non sottovalutare è anche quello della migrazione sanitaria, cioè la maggior parte delle strutture ospedaliere oncologiche, diciamo di primo livello, molto qualificate, sono tutte nel centro-nord, mentre nel centro-sud sono tutte strutture meno organizzate sotto un profilo di poter gestire tutti i fenomeni. Quindi che succede? Anche qui c'è un viaggio dal sud verso il centro-nord per portare i propri figli a curare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire comunque sradicare un'intera famiglia, perché se va via la mamma col bambino, comunque a casa rimane un papà, magari con un fratellino, 2 fratellini o sorelline, che è la stessa cosa. Quindi la famiglia viene prima di tutto smembrata. Poi c'è un problema di accoglienza, cioè le nostre associazioni fanno su tutto il territorio nazionale accoglienza. Che vuol dire? Vuol dire che se una famiglia che viene dalla Calabria, faccio un esempio, e deve venire a Roma o a Firenze o a Genova per curare il proprio figlio, di fatto viene preso in carico dalle associazioni di volontariato, le nostre associazioni che sono nate proprio per questo, e quindi la prima cosa che fanno, pensano a creare per loro un punto di alloggio, un punto di sistemazione, perché come lei sa un bambino oncologico sì sta in ospedale, ma poi deve fare tutte le cure pur non essendo, diciamo, nel letto dell'ospedale, ma vengono inviati presso appunto queste case dove viene fatta l'accoglienza, e poi le associazioni... Molto chiaro, professor Viti, era proprio questo, l'importanza di capire l'importanza dell'associazione che rappresenta il professor Paolo Viti, Federazione Italiana Genitori Guariti. Pensate, si fanno carico di questo problema. Professore, io devo salutarla perché il tempo è finito, la ringrazio, però facciamo capire anche quante ci sono nel nostro territorio associazioni che aiutano, ma veramente aiutano questi familiari sconvolti da queste malattie. Veramente grazie professor Viti, la inviterò ancora perché ci spiegherà un po' alla volta l'importanza di queste associazioni che qualcuno non conosce. Allora, Presidente Prodomo, come ci saluta? Come vuole salutarci? Dire 2 cose importanti, che il nostro gonfalone, l'associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto, il capo di quest'ordine è il Presidente della Repubblica. Avete capito? Non uno qualunque, l'onorevole Mattarella. Sì. Un'altra cosa importante è che in questa nuova avventura, il Comune di Vittorio Veneto ci ha dato una grossa mano. Veramente l'amministrazione attuale ha creduto subito in questa cosa, in primis il sindaco Miato e gli altri, anche il presidente dell'associazione. Ci siamo dati da fare, ripeto. Abbiamo 12 associazioni, 12 regioni che vogliono riaprire federazioni o delegazioni attraverso le associazioni. La storia sta arrivando un po' alla volta. La si ripropone di nuovo. Ecco. E quindi posso dire che il 2 giugno sfileremo a Roma sulla prima campagnola su 70. Avete capito? In onore del Presidente della Repubblica. Che è molto importante. Esatto. Grazie, ringrazio anche Gabriele Prodomo, vicepresidente Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto, di essere stato con noi, che punta sui giovani. Avete capito che è un illuminato il presidente Prodomo, perché ha capito l'importanza dei giovani. Grazie Presidente, adesso noi andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Gnocchi al gorgonzola. La storia del gorgonzola si perde nella notte dei tempi. Da sempre la sua nascita è legata a leggende, storie ed aneddoti. Già nel IX secolo Carlo Magno ebbe modo di gustare un formaggio dal sapore intenso e dalle caratteristiche venature verdi. Ingredienti per 4 persone: 320 g di gnocchi di patate, 50 g di burro,
200 g di gorgonzola dolce, 2 cucchiai di panna per cucinare, sale, pepe. Tagliate a dadini il gorgonzola. Ponete in un tegame il gorgonzola e il burro. Fate sciogliere il gorgonzola con il burro. Aggiungete un po' di acqua bollente. Portate a cottura gli gnocchi in acqua salata. Aggiungete al gorgonzola e al burro la panna, rimestando bene. Con una schiumarola raccogliete gli gnocchi che vengono a galla e versateli nel tegame con il sugo. Rimestate bene, pepate e servite ben caldi. E buon appetito!